Buongiorno e ben ritrovati, diretta che oggi parte con 15 minuti d'anticipo, sono le 11:45, quindi prima rispetto all'orario consueto, perché alle 12 andremo in diretta a Palazzo Balbi, dove il presidente Zaia terrà un nuovo punto stampa e dove ci sarà anche una cerimonia particolare, un momento particolare, perché verrà consegnato e tornerà quindi di fatto a casa nella sua Venezia il busto del Doge. Ne abbiamo parlato a lungo nel corso dei nostri telegiornali nelle settimane precedenti, tutta quella che è stata la vicenda intorno a questo busto portato via da Napoleone e che oggi, dopo varie peripezie di cui ci parlerà tra pochissimo la nostra Ilaria Marchiori, che si trova proprio a Venezia, a Palazzo Balbi, torna in centro storico, torna in Laguna. Questo dunque è quello che è il programma della prima parte della nostra diretta. Dunque alle 12 andremo a Venezia per sentire il punto stampa del governatore Zaia, sentiremo se ci sono delle novità sul fronte naturalmente emergenza coronavirus, anche perché quella di oggi è una giornata importante su due fronti. Uno proprio quello legato al Covid, perché è atteso in giornata l'incontro tra il ministro dell'istruzione Bianchi e i sindacati per parlare delle nuove regole per il rientro in classe. Sapete che il decreto legge prevede l'obbligo di Green Pass per il personale docente e il personale ATA, il personale scolastico, e dunque si dovrà capire in che modo verrà controllato il Green Pass, tenendo conto anche della questione non di poca importanza, che è quella della privacy, e dunque il controllo del Green Pass, ma anche che cosa accadrà per quegli insegnanti non ancora vaccinati o che hanno deciso di non vaccinarsi, ma che dovranno comunque sottoporsi ogni 48 ore al tampone. L'allarme che era stato lanciato ieri è quello del rischio di trovarsi nel corso della settimana con le cattedre vuote per l'assenza di insegnanti e quindi di dover far fronte a questo attraverso i supplenti. Poi c'è capire che protocollo verrà adottato laddove vi siano dei casi di positività all'interno delle classi, tenendo conto anche magari della percentuale di studenti vaccinati. Il rischio è quello che si torni alla didattica a distanza, non solo nel caso che vi siano più contagiati in classe, a scuola, ma anche proprio nel caso venga a mancare il personale docente. Dunque questo è un tema che verrà affrontato oggi a livello nazionale, vedremo nelle prossime ore se ci saranno novità, e poi invece a livello locale si attendono novità dal vertice atteso nel pomeriggio, un vertice che si terrà a distanza tra le prefetture del Veneto per pianificare l'accoglienza dei cittadini afghani che stanno scappando. Sapete benissimo quella che è la situazione internazionale in Afghanistan. Ora il paese nelle mani dei talebani, ebbene si discuterà proprio dell'accoglienza di questi uomini, donne e bambini che stanno arrivando nel nostro paese. Questi dunque i due fronti aperti in queste ultime ore che sono caratterizzate purtroppo anche da drammatici fatti di cronaca. Partiamo dagli incidenti stradali. Purtroppo questa è un'estate caratterizzata dalle tragedie consumate sulle strade del Veneto. L'ultimo in ordine di tempo è quello che si è verificato la scorsa notte nel Veronese, a Castagnaro, dove un uomo è morto proprio in un incidente stradale. L'uomo era alla guida della sua auto quando, per cause che dovranno ora essere chiarite dalle forze dell'ordine, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un muro. L'impatto è stato violentissimo e l'uomo è morto praticamente sul colpo. Intervenuti i sanitari del SUEM che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia stradale per i rilievi di legge. Poi c'è un'altra notizia di cronaca che riguarda un bimbo di appena 5 anni di Portoviro nel Rodigino, che è morto all'ospedale di Padova dopo essere stato visitato in 3 diversi ospedali veneti in poche ore. Sentiremo anche se il presidente Zaia parlerà di questo, se ci saranno degli sviluppi poi su questa drammatica
drammatica vicenda, il bimbo ha avuto 3 arresti cardiaci fino all'ultimo, quello fatale. Si è sentito male domenica ed è morto nel reparto di terapia intensiva della pediatria di Padova dopo essere stato portato in ospedale ad Adria e Chioggia. La piccola vittima è un bimbo di 5 anni, Giacomo Lionello di Portoviro. Una tragedia ancora senza spiegazioni che getta nel dolore i genitori del bambino. Domenica il piccolo aveva accusato mal di pancia e vomito. All'ospedale di Adria, dove mamma e papà lo avevano portato, viene diagnosticata una gastroenterite, ma dopo il ritorno a casa il forte malessere persiste e i genitori corrono all'ospedale di Chioggia. Qui il piccolo ha 3 arresti cardiaci, viene deciso il trasferimento in terapia intensiva a Padova, centro di riferimento per la rianimazione. La morte purtroppo è avvenuta nella mattinata di lunedì. In queste ore dovrebbe essere disposta l'autopsia per chiarire le cause del decesso del piccolo Giacomo. E una bimba di 13 mesi è rimasta gravemente ustionata in un incidente avvenuto nella sua abitazione di Gorizia ieri pomeriggio. Secondo una prima ricostruzione, la bimba si sarebbe rovesciata addosso una pentola di acqua bollente che si trovava sui fornelli, riportando ustioni al volto e al corpo. Immediatamente soccorsa dal personale sanitario, è stata stabilizzata e trasferita d'urgenza al centro grandi ustionati di Padova a bordo dell'elicottero del SUEM. La prognosi è riservata, ma potrebbe essere sciolta nei prossimi giorni. E poi un'altra notizia di cronaca che arriva dalla provincia di Vicenza, da Marano Vicentino, dove un uomo di 69 anni è stato denunciato dai carabinieri di Malo e Due Ville per aver sparato ad un cane. Il fatto risale a qualche giorno fa, quando un vicentino residente a Schio, assieme ai familiari e al proprio cagnolino, un pastore olandese, si trovava a passeggio nelle zone vicine alla casa dell'indagato. L'animale si era allontanato dalla vista dei proprietari per poi presentarsi con vistose ferite inferte da un fucile da caccia. Avvicinatosi all'abitazione dove proveniva il cane, il denunciato dapprima ha affermato di non aver visto nulla, poi su insistenza del proprietario ha riferito di aver sparato un colpo di pistola a salve per spaventare l'animale. Sul posto sono arrivati i militari che hanno provveduto a ritirare in via cautelativa le armi legalmente tenute dall'indagato, di cui alcune compatibili con le ferite riportate dal cane, che è ancora in gravi condizioni. Abbiamo parlato dell'incontro tra il ministro Bianchi e i sindacati per la ripartenza delle scuole. Sappiamo invece che all'università l'obbligo Green Pass riguarda anche gli studenti, non solo il personale docente. Allora vediamo come le università si stanno preparando a questa ripresa delle lezioni, dei corsi. Il servizio è quello relativo all'accordo tra ULSS Tre Serenissima e gli atenei veneziani, che appunto hanno pianificato delle giornate di vaccini per le matricole pronte per arrivare all'università. Presentata la campagna di vaccinazione in sinergia tra l'ULSS Tre Serenissima e gli atenei veneziani, destinata agli studenti universitari. Per dare la possibilità a tutti gli studenti, ai professori, alle matricole, di affrontare l'anno accademico in maniera sicura per sé e per gli altri, oggi è stata data il via, è proprio mirata a far sì che l'anno accademico per Venezia sia un anno sicuro, senza Covid e in presenza. Questa iniziativa è agevolare gli studenti affinché si vaccinino e tornino in classe in sicurezza. Ovviamente noi garantiremo ancora il distanziamento. È un appello a tornare a lezione, a tornare all'università e a vivere l'esperienza universitaria a 360 gradi, con la socialità. Le matricole in particolare potranno usufruire di 4 Vax Day al Palexpo di Marghera nei giorni 30 agosto, 6, 7 e 13 settembre con prenotazione obbligatoria. Tutti gli iscritti fino ai 25 anni potranno comunque presentarsi in libero accesso fino al 31 agosto negli hub dell'azienda sanitaria. Lo spazio c'è, è presso il Palexpo, ma anche tutti gli altri punti vaccinali sono pronti ad accogliere
tutti gli studenti, ma tutti i giovani che vanno dai 12 ai 25 anni. In questo caso il focus è prevalentemente orientato dai 19 ai 25 anni, proprio per considerare l'età d'accesso all'università, ma comunque la parola chiave è vaccinarsi. E a proposito di vaccini, arrivano le parole del Ministro per gli Affari Regionali, Maria Stella Gelmini, che parla della possibilità di estensione del Green Pass ad altre categorie, ma anche non esclude l'ipotesi di obbligo vaccinale. Lo leggiamo dal sito del Corriere.it. 15 giorni, poi si prenderanno le decisioni, con l'alta probabilità di estendere il Green Pass per evitare in autunno un nuovo aumento dei contagi. Lo dice il ministro Gelmini, che apre anche, se necessario, l'obbligo vaccinale. Non è un'eresia, dice il ministro. All'appello manca ancora un 13% degli italiani per raggiungere l'obiettivo dell'80% di vaccinati. L'effetto Green Pass è stato minore di quanto vi attendevate, chiedono al ministro. È ancora presto per fare un bilancio, perché i dati sono condizionati dall'effetto generale a agosto, che poi è quello di cui ha parlato anche ieri il presidente Zaia, con la speranza proprio che con il rientro dalle vacanze di agosto i veneti tornino a vaccinarsi, proprio per raggiungere anche nella nostra regione quella soglia fissata per ottobre dell'80% di vaccinati. Quindi non si esclude a livello centrale, a livello governativo, un'estensione del Green Pass da un lato, ma anche la possibilità di introdurre un obbligo vaccinale laddove non si raggiungesse quell'80%, quella soglia di sicurezza per affrontare nel modo migliore l'autunno ormai alle porte. E quello dell'obbligo vaccinale è stato il quesito che vi abbiamo posto nel nostro sondaggio di ieri sera. Vi chiedevamo proprio: gli scienziati discutono se introdurre l'obbligo vaccinale, siete d'accordo? Se la regia mi mette in onda anche la grafica, così vediamo l'esito del sondaggio. Questo era il quesito, vediamo poi se c'è anche l'altra grafica con la torta. Eccolo qui, netta la vittoria dei sì, con il 65,3% che ritiene giusto introdurre l'obbligo vaccinale proprio in vista dell'autunno e di un eventuale rischio di una quinta ondata che secondo gli esperti è inevitabile. Chiedo anche alla regia se abbiamo già in collegamento da Palazzo Balbi la nostra Ilaria Marchiori per capire come ci si sta preparando. Allora, in attesa di avere Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio in collegamento in diretta da Palazzo Balbi, dove vi ricordiamo che tra pochissimi minuti, 3 minuti circa, arriverà il presidente Zaia con un nuovo punto stampa. Vediamo quello che sta accadendo nelle aziende, dove sapete che per accedere alla mensa è necessaria la certificazione verde. Sicuramente la mensa è una contrattazione che deve essere fatta con le organizzazioni sindacali, e dobbiamo trovare la modalità per fare in modo che tutti i lavoratori vengano trattati in modo uguale. Mense aziendali e Green Pass. Per ogni stabilimento una soluzione diversa. Si va dai gazebo allestiti all'esterno della Luxottica di Pederobba al pranzo al sacco della Osram. Ad affrontare per prima il problema l'Electrolux la settimana scorsa, risolto con sacchetti di viveri consumati in giardino e relative prese di posizione critiche da parte dei sindacati. Si calcola che nella Marca circa il 30% dei lavoratori non sia vaccinato, e per i quali, sottolinea la CGIL Trevigiana, comunque bisogna trovare quantomeno una soluzione meno precaria, senza, come sta facendo qualcuno, lavarsene le mani. Abbiamo situazioni diverse, nel senso che ci sono delle aziende che si stanno organizzando e che stanno dando l'indicazione appunto che si entra in mensa esclusivamente col Green Pass. Ci sono alcune aziende che stanno aspettando, perché ovviamente qui c'è un gap a livello legislativo, perché forse non è stato preso in considerazione il servizio mensa per i lavoratori. Ci sono invece quelli che, avendo un servizio mensa esterno, stanno bypassando il problema, dicendo che se la mensa non li fa entrare non è un problema loro. Per questo occorre trovare una sintesi tra imprese e sindacati, tenendo conto che la mensa è oggetto di accordo tra le parti. C'è credo un incontro con l'industria? La disponibilità c'è, dopodiché sappiamo benissimo la ripartenza è stata oggi per molte aziende, molte ripartiranno la prossima settimana. Non vogliamo trovarci nelle condizioni in cui i lavoratori siano trattati come lavoratori serie A, lavoratori di serie B.
E questa dunque è la situazione, con alcuni punti ancora da chiarire sulla questione mense Green Pass all'interno delle aziende. Dalla settimana prossima poi si ritornerà a regime in tutto il Veneto, aziende che riapriranno dopo la pausa estiva, e quindi vedremo quello che accadrà. E vedo sul mio monitor la nostra Ilaria Marchiori, e allora vado subito a darle la linea a Palazzo Balbi. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno allo studio, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Sta per arrivare qui a Palazzo Balbi il governatore Zaia per una conferenza in cui si parlerà di molti argomenti. Naturalmente si parlerà ancora della questione Covid, ma soprattutto oggi c'è una notizia importantissima che riguarda il busto del Doge, di cui abbiamo parlato moltissimo nei mesi scorsi, anche nel corso dei nostri telegiornali, perché è finalmente ritornato a casa. Per chi magari non ci avesse seguito con attenzione, non avesse seguito proprio la vicenda prima che inizi la conferenza, perché c'è già del movimento e manca davvero pochissimo, ricordiamo che l'associazione Venetinet aveva lanciato proprio una sottoscrizione per riportare a casa il bellissimo busto del Doge Giovanni II Corner, che all'inizio si pensava in realtà fosse del Doge Alvise Pisani, poi invece si è scoperto non essere suo, e dunque aveva lanciato proprio questa campagna ai veneti perché ognuno desse un proprio contributo per potersi aggiudicare l'asta che si teneva a Viterbo e che si è tenuta a Viterbo il 24 giugno scorso, e riportare finalmente a casa il busto del Doge Giovanni II Corner. Ecco, avete sentito, adesso vi lasciamo al punto stampa del presidente Zaia, e naturalmente poi tutti i dettagli anche sul busto del Doge li avremo in un secondo momento. Delegazione, se volete prendere posto, grazie. Tranquillo. Siete tutti? Curzio a posto? Troviamo posti, per favore, un attimo solo per quelli che sono in diretta. Avvocato Fogliata, ecco. Ci sono ancora dei posti qui se volete, se volete occupare questi posti, prego. Io direi di dare inizio, e peraltro oggi per noi è una giornata storica, cioè nel senso che è una di quelle giornate che verranno scritte nei libri di storia, nell'archivio storico della Regione, perché oggi la Regione è oggetto di una donazione, e la donazione non da roba da poco, e restituisce un maltolto. C'è una comunità di veneti, che poi ringrazierò uno ad uno, restituiscono un maltolto, parte del maltolto, no? Perché voi sapete che il saccheggio napoleonico e tutto quello che è accaduto in questa bellissima comunità, nella nostra capitale che è Venezia, ci permette oggi di dire purtroppo di avere una diaspora internazionale di pezzi d'arte e di storia del Veneto, di identità veneta, che sono nelle case più importanti d'Italia, del mondo, nei musei in giro per il mondo. Uno di questi pezzi, uno di questi tasselli è stato magistralmente recuperato da un gruppo rappresentato ovviamente da coloro che hanno fatto gli apripista, il professor Scipioni, Venetinet, dal dottor Bonaccini per Ava e dal dottor Michielli come Marco Michielli, che si sono dati da fare per fare in modo che questo busto che oggi ci viene donato, che poi scopriremo che è di Giovanni II Corner, nato nel 1647 nella Repubblica Veneta a Venezia, e che è stato il 111° doge dal 1709 al 1722, anno della morte, è un pezzo di storia. Era a Corner, loro lo hanno recuperato, 36.000 euro di asta, roba nostra, 36.000 euro di asta, ma che ci pone anche un altro quesito. Io ne parlavo anche con il dottor Michielli: è possibile che questi pezzi di storia del Veneto possano tranquillamente andare all'asta? Lo Stato non esercita nessun controllo, non c'è nessuna, io non sto dicendo che siano delle illegalità, però comunque questo è patrimonio della comunità.
E quindi io non posso che ringraziare per questo atto di assoluta liberalità e di amore nei confronti del Veneto, perché alla fine mettere insieme cittadini, imprese, imprenditori e partecipare a un'asta che poi, c'è da dire, poi lo diranno i diretti interessati, che io vorrei invitare qui il professor Scipioni, il dottor Bonaccini e il dottor Micheli, venite qui con me e poi passo la parola anche a voi. Volevo dire che questa è un'asta che non è che si è conclusa con la vittoria, c'è stato un dopo asta, tutta una serie di traversie che poi vi racconteranno, alla fine siamo arrivati qui. Quindi veramente grazie di cuore per questa donazione. Noi faremo in modo che non esca più da Venezia questo busto del Doge Corner, e faremo in modo che questo diventi anche l'apripista per portare a casa un sacco di altre opere. Lo dicevamo prima nella sala, sono opere che noi comunque vediamo esposte tranquillamente anche in palazzi autorevoli delle istituzioni romane, che sono opere ovviamente dei nostri territori. Varrebbe la pena di valutare anche una restituzione, diciamo, pacifica di queste opere, no? Perché tornino a casa e tornino dove sono state realizzate, pensate e ambientate. Io volevo ringraziare, ovviamente ho ringraziato già prima il professor Scipioni, il dottor Micheli e il dottor Bonaccini. Il professor Scipioni, che è il presidente dell'associazione Venetinet, è qui accompagnato di 4 rappresentanti e componenti del consiglio direttivo, che sono il dottor Elvino Comuzzi, eccolo lì, buongiorno, l'ingegner Andrea Ciani, buondì, l'avvocato Renzo Fogliata, riconoscibile perché c'è il gonfalone, le manca le code Renzo, e il signor Michele Girardi, eccolo lì, buongiorno, che accompagnano. Ovviamente saluto e ringrazio il Presidente del Consiglio Ciambetti, che è qui assieme agli assessori regionali Calzavara e Caner. Ci sono altri assessori presenti? E saluto anche i direttori di area, lasciatemelo dire, l'ingegnere Elisabetta Pellegrini, l'avvocato Giulia Tambato e l'avvocato Pietro Zagnoni, perché oggi ci sarà anche una sessione formale giuridicamente, diciamo, strutturata, affinché il busto sia donato alla Regione e resti ovviamente patrimonio del popolo veneto. Passo la parola al professor Scipioni, poi al dottor Bonaccini e infine a chiudere il dottor Micheli. Prego, professore. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Solo 2 parole, cos'è Venetinet? Venetinet è un'associazione apolitica e apartitica fatta unicamente con lo scopo di diffondere la storia luminosa del Veneto, non conosciuta da tutti i veneti, e nello stesso tempo far crescere quel senso di appartenenza tra i veneti che ha già dato modo di sé di estrinsecarsi durante l'ottobre del 2017 per il referendum sull'autonomia. Nel fine di maggio di quest'anno veniamo a sapere dalla stampa che praticamente veniamo a sapere dalla stampa che circa il 20 di giugno sarebbe stato messo all'asta in provincia di Viterbo il busto del Doge Corner II. Naturalmente come associazione subito ci preoccupavamo di che cosa? Non volevamo, come ha detto il primo Presidente sul recupero delle opere, non volevamo che anche questa opera prendesse la strada o di un museo estero o ancora peggio che venisse sepolta nella casa di qualche privato. Ecco, per noi questo era molto importante, evitare tutto ciò, anche perché nel passato il Veneto, sappiamo, dalla caduta della Repubblica Veneta, prima per ruberie, poi per una successiva povertà diciamo di chi ancora aveva dei beni preziosi, stato alienato molto del nostro patrimonio. Volevamo che almeno questa statua potesse tornare a Venezia. Per fare questo avevamo solo 20 giorni di tempo e quindi dovevamo avere degli amici, dovevamo trovare degli appoggi. Devo dire, qui vedo seduto il Presidente Ciambetti immediatamente ci appoggiò, analogamente l'assessore Marcato, e con il loro appoggio e l'appoggio mass mediatico generoso di Rete Veneta decidemmo di buttarci in questa avventura. Questa avventura naturalmente
perché davamo anche a questa statua un valore anche non solo artistico, ma anche un valore ideale. Stiamo parlando del Doge che bloccò, con la guerra di Corfù, bloccò l'espansione dell'impero ottomano verso l'Europa definitivamente. Quindi diciamo in qualche modo era anche importante riavere la testimonianza di una figura carismatica che è stata per la storia veneta. Devo dire che questa nostra iniziativa ha toccato il cuore di molti veneti, compatibilmente naturalmente al tempo estremamente ridotto che abbiamo avuto. Molti veneti hanno partecipato, è molto bello vedere come dai 10 euro di offerta a cifre molto più importanti, ma c'è stata questa coralità, seppur naturalmente limitata data al contingentamento del tempo, e praticamente quello che è bello che è il territorio che ha risposto. Abbiamo avuto anche alcune imprese, qui abbiamo il dottor Girardi dell'Aceado che ha generosamente contribuito, abbiamo naturalmente anche avuto l'avvocato Brazzale della Casearia Brazzale che partecipò anche lui in questa iniziativa, e quindi siamo riusciti ad mobilitare molte persone. Ma in modo particolare siamo riusciti, nell'intento di mobilitare 2 persone che sono state fondamentali per ottenere il risultato. Sto parlando del dottor Micheli e del presidente Bonaccini. Dottor Micheli naturalmente sin dall'inizio si offrì generosamente per contribuire all'acquisto del Doge, ma soprattutto partecipò alla trattativa con la Casa d'Aste, e come è stato ricordato una trattativa non sempre lineare. Alla fine siamo arrivati a una chiusura perfetta, ma non è stata una strada in discesa. Analogamente devo ringraziare l'AVA, perché l'Associazione Veneziana Albergatori, che se pensiamo in un periodo in cui praticamente la congiuntura dovuta al Covid ha creato grosse difficoltà, il Presidente Bonaccini ha ritenuto utile intervenire anche lui, praticamente sottolineando questo senso di appartenenza che noi come Veneti Net vorremmo che crescesse all'interno del Veneto. Concludendo, diciamo che noi come Veneti Net siamo molto felici di avere, riscattato la statua. Vorremmo che questo iniziasse un percorso tra territorio e istituzioni che portasse anche ad altre acquisizioni, a riscoprire il valore della nostra storia attraverso le testimonianze che la stessa ha. E da un'altra parte essere consapevoli che aumentare una crescente consapevolezza che probabilmente causa la cultura, causa l'ambiente, causa la storia, è quasi certo, per non dire sicuro, che viviamo in uno dei migliori posti del mondo. Grazie. Dottor Bonaccini, AVA. Buongiorno a tutti, Associazione Veneziana Albergatori. Ci siamo mossi con la tempestività che ha descritto il professor Scipioni. La cosa era importante, la cosa era urgente e non ho parole per ringraziare direttamente anche l'amico e collega Marco Micheli per avermi segnalato prontamente questo stato di emergenza e di necessità. Sempre più le aziende ed i privati devono farsi carico di quello che lo Stato non è in grado di fare o decide di non fare per ragioni assolutamente imprescindibili. Ciò cosa significa? È una chiamata a raccolta alla quale abbiamo deciso di rispondere prontamente e spontaneamente e anche, consentitemi di dire, generosamente, senza guardare assolutamente né orari né date né altro. Una volta di più il territorio si sta riappropriando, come ha detto giustamente il Presidente Zaia, delle sue peculiarità, delle sue meraviglie storiche ed artistiche che sono state scippate
e non fra virgolette, alla nostra terra. Quindi ben venga questa opera di surroga alla mancanza di partecipazione dello Stato, ben venga la tutela del nostro territorio e della nostra cultura. Abbiamo assolutamente chiaro che chi non ha cura e contezza del proprio passato non può vivere serenamente il presente e ancor meno sarà in grado di gestire un futuro in modo adeguato. Quindi AVA continuerà ad esserci e continuerà a fare la sua parte, malgrado tutto e malgrado tutti. Grazie. Dottor Michielli, prego. A me tocca leggere i ritorni a questo punto perché siamo arrivati a qua. D'altra parte mi conoscete tutti, non potrei fare diversamente. Vi racconto l'apologo di Luca Zaia, il quale da tanti anni racconta a tutti... da tanti anni racconta a tutti un mantra, che è corretto per carità, che è da soli si fa prima, ma uniti si va più lontano. Assieme si fa più strada. Il professor Scipioni ha rappresentato perfettamente come si è svolta la cosa. Io c'ero arrivato invece in modo autonomo perché mi sono accorto solo 10 giorni prima di questa cosa. Per cui ho detto qui bisogna mettere un tampone, perché il terrore mio era che la strada comune a tutti e che la scultura finisse in altro paese, diciamo, europeo ancora, ma che non finisse, detto fuori dai denti, in Turchia, dove non sarebbe stato proprio... Toccava poi tornare a portarla via come la pelle di Marcantonio Bragadin. Allora, preoccupati da questo e anche da una certa levitazione stampa che c'è stata attorno, un certo interesse che ha diffuso la notizia anche oltre quello che normalmente una casa d'aste, che in questo caso è Urantico di Viterbo, riesce a mettere in piedi. Allora, non sapevo nulla del fatto che il professor Scipioni era partito con il comitato eccetera, e ho deciso di agire in proprio. Un giorno mi arriva la telefonata dell'amico Antonio e mi fa: Marco, senti, noi avremmo fatto sta cosa qua. Ma va, dico. Allora guarda, considerami sicuramente la partita, perché ho considerato di farla io personalmente proprio per la velocità eccetera. Ci siamo messi insieme, abbiamo partecipato all'asta, qui c'è chi è stato con me materialmente nel mio ufficio a battere l'asta, del quale l'esito, come sapete, è stato infausto, nel senso che aveva cominciato a lievitare anche oltre quelli che erano i ragionevoli livelli di quest'opera. Scornacchiati e abbattuti siamo andati in ritirata. Dopo una decina di giorni mi è arrivata una telefonata dalla casa d'aste, perché sono anche divertenti queste cose, alla quale io non ho approfondito la verità vera non la saprà mai nessuno, ma insomma alla fine la scultura era di nuovo disponibile. Io ho la sensazione che ci sia stato qualche intervento autorevole presso la sovrintendenza, che abbia consigliato la sovrintendenza a mettere un mezzo piedino in avanti. La statua era destinata a finire in Francia comunque. E niente, c'è stata riofferta, io rapidissimamente, scusate, dimenticavo un passaggio intermedio, quando l'amico Vittorio ha saputo che avevamo perso l'asta, mi ha telefonato prontamente, offeso anche Marco, mi dice: e non mi dici niente. Dico: Vittorio, era una cosa talmente veloce eccetera. Ci siamo congedati da buoni amici con la battuta: al prossimo busto ci sentiamo e vediamo. A quel punto chiaramente ho chiamato il professor Scipioni, ho chiamato il buon Vittorio, abbiamo chiuso l'operazione, sempre in coordinamento, questo va detto, con la regione, perché il presidente era notiziato della cosa già ben prima dell'asta eccetera, perché ovviamente non è che potevamo permetterci di fare una cosa per regalarla alla regione, la regione non poteva accettarlo, per esempio. L'unica cosa che abbiamo chiesto, appunto, come ha citato il presidente, è che le sia dato il giusto peso, il giusto valore, che non finisca in un magazzino, volgarmente detto, anche perché questo, e qui concludo, signori, è l'ultimo doge vittorioso che la storia, ahimè triste per il proseguo del Settecento della Repubblica Veneziana, ha conosciuto. L'assedio di Corfù è stato un episodio della guerra di Morea, poi la guerra di Morea, per carità, sappiamo tutti com'è finita, però perlomeno Corfù non è caduta. Corfù non è caduta, e questo è l'ultimo, torna a casa oggi l'ultimo doge vittorioso. Io vorrei tanto che tutti noi veneti percepissimo questo come il ritorno di un doge vittorioso,
a darci un conforto morale nell'uscire da questa terribile 2 anni, perché ormai 2 anni sono, di pandemia. Vorrei che fosse un piccolo segnale, e noi siamo portatori di questo piccolo segnale, ben più forte di noi lo può squillare la Regione. Veneti, è ora di ripartire. Veneti, noi siamo questo, e questo dobbiamo proseguire e continuare ad essere. Grazie a tutti. Sì, grazie. Volevo ringraziare e prima di passare alla firma volevo garantire che, a parte il fatto che se fosse stato il busto di Manin non l'avremmo ricevuto, ve lo dico subito. Perché qui all'Europa Regina mi sa che ha firmato qualcosa, no? Ha ceduto Venezia a Napoleone. Però no, volevo dire una cosa, al di là delle battute. La posizione sarà quella di quel braciere, di quell'oggetto d'ottone. E considerate che noi abbiamo un sacco di scolaresche, questa è la parte che noi organizziamo per la visita del palazzo, e quindi nella visita strutturata del palazzo ci sarà il posto d'onore per il Doge Giovanni II Corner, e lì sarà l'occasione per parlare di storia veneta, per parlare della guerra di Morea, di Corfù, del 1400 e quant'era? Ce l'avevamo nostra a Corfù, del 1402 forse, se non ricordo male. E quindi sarà anche un'occasione per parlare di Repubblica Veneta ancora di più. Qui la Repubblica la si respira dappertutto, però insomma il busto sarà lì. Io farei così adesso, farei la firma, domande, scoprimento del busto e poi le interviste poi per le televisioni che vogliono fare. Quindi farei la firma perché poi c'è una cessione formale del bene. Volevo dire un'ultima roba. Siccome mi sono sentito più volte, c'era Sole Marcato che teneva i collegamenti con il professor Scipioni. Il Sole Marcato teneva i collegamenti con il professor Scipioni. Io sentivo praticamente quasi quotidianamente Marco Micheli e non svegliamo tutte le robe di sta roba. E devo dire che a un certo punto noi abbiamo detto che noi siamo qui, siamo disposti a mettere soldi, e onestamente hanno voluto fare tutto da soli, questo lo devo dire. E quindi le forze sono tutte di veneti valenti che hanno creduto fino in fondo in questa sfida. Questo è anche un insegnamento, no? Volere e potere, la determinazione. Questa era un'asta conclusasi con un esito negativo per noi. Busto è qua. Bravi. Un applauso, ragazzi. Allora, partire dal professor Scipioni, prego. Se volete accostarvi così sono le foto. Pietro Antonio però non viene. No, dai una parola, si metta qua per favore. Chielli. Grazie, grazie mille. Ma potremmo fare anche davanti, facciamolo qualche meglio. Direi di passare allo scoprimento. Prima che lo facciamo vedere. Sì. Ciao, tutti assieme al microfono. Pian piano. Roba seria come vedete. Ho fatto tutto io. A me mi sono. Questo è il titolo.
guardi, sono qua. Deve fare la foto, Vorrei la vicinanza e la somiglianza. però lui è 111 vero, io no. Però veramente grazie di cuore, grazie. Se avete domande per i signori, prego, fatevi accomodare. Mi raccomando i microfoni che così si sente. Grazie, buongiorno. A chi può rispondere per favore? A chi apparteneva il busto prima di finire all'asta? Chi l'aveva comprato ed aveva detto che sarebbe andato in Francia? A quale cifra si era aggiudicato il busto nella prima asta? La seconda invece, l'acquisizione da parte vostra, mi pare di aver capito che non c'è stata una successiva asta, ma l'avete comprata in maniera diretta, e a quanto l'avete preso? Allora, avendo la memoria di un pesce rosso, se me ne ripeti per piacere. Com'è finita all'asta? Com'era prima di finire all'asta? Chiaramente non è storia scritta nel marmo, ma il busto faceva parte degli arredi e corredi di K. Corner, che quando nel 1850 la famiglia purtroppo andò in ballon, come si suol dire in Veneto, cioè saltò, sostanzialmente vennero venduti all'asta. Questo bene, insieme ad altri lotti, mobili, eccetera, della casa, finirono in una casa patrizia romana, dove sono rimasti sepolti, e come chi di voi ha un po' d'occhio può anche vedere, questo busto è impolveratissimo. Io prego la Regione, noi non ce l'abbiamo fatta perché i tempi... Ecco, va solo pulito, ma voi vedete lo stato di impolveramento che ha subito, significa che è stato sostanzialmente dimenticato in un angolo. Il piedino che vedete sotto reca lo stemma della famiglia, per cui, essendosi staccato il piedino dal busto, la prima attribuzione fu per somiglianza somatica ad un altro doge, e solo successivamente la famiglia che aveva portato il busto materialmente alla casa d'aste si è accorta, ha mandato una foto e ha detto: sotto così, abbiamo dei tocchi di marmo qua rimasti, mandateli su, fanno sicuro. Come sono arrivati su, hanno trovato il famoso piedestallo ed è stata certa e sicura l'identificazione. Detto questo, secondo? Poi, quanti soldi allora, noi ci siamo fermati, dottora, a 36 mi pare. Tenete presente che in asta c'è un 20% circa fra IVA e coso. Noi siamo i diritti, noi siamo stati l'ultima battuta, la penultima, e chi è uscito se l'era aggiudicato mi pare a 36, che più il famoso 20% fa con 44, ecco, di costo effettivo, e lì noi ci siamo fermati anche perché non aveva senso andare a inseguire la follia di qualche privato. Che, detto questo, dopo una decina di giorni la casa d'aste, che ringrazio peraltro, mi ha contattato personalmente e mi ha raccontato una storia. Io non sono stato lì a approfondire, perché sono sempre storie che poi, siccome per natura di farmi raccontare storie, sì, di farmi dare una storia che non è vera, per il gusto di farmela dare, non ho approfondito. Fatto sta che l'unica cosa certa era che era stata venduta con destinazione Francia. Era stata chiesta alla casa d'aste dall'acquirente, che era un mercante. Era stata chiesta l'autorizzazione all'espatrio, e lì, come ho detto prima, molto probabilmente un intervento autorevole, sia pur in ritardo sui tempi, non l'intervento, ma il prodigarsi della sovrintendenza, probabilmente aveva dato il warning. Quando questo commerciante ha avuto il warning, no, non lo puoi portare in Francia, ha rinunciato, non l'ha comprato. La casa d'aste si è fatta sotto, voi siete i secondi, eccetera, eccetera. Dico benissimo, poi la storia l'ho raccontata prima. L'abbiamo pagato i 36 di aggiudicazione, al netto dei diritti d'asta e al netto dell'IVA. 1.000 euro? Scusa, ho detto milioni? A 36 milioni è veramente un bel gesto. Domande, ragazzi? Bene, grazie. Basta? Ottimo. Grazie mille. Poi avremo la famiglia. Bene.
anche qualche foto. Il giorno della consegna, fate vedere. Fate solo i 3 ragazzi. Che sei in 4? E si sa chi l'ha fatto? Bonazzo, era uno scultore padovano. È stato fatto da vivente o postumo? Sì, sarà. Qualcuno addirittura riconosce un tocco di sì. In questo 1720, un po' prima che morisse, 1722. Rientriamo in studio in attesa di tornare a Palazzo Balbi con la nostra Ilaria Marchiori, che adesso, dopo le foto di rito, avvicinerà il governatore Zaia per un'intervista. Abbiamo visto insomma questa cerimonia, questo momento importante per il Veneto e per la città di Venezia, che torna ad avere il busto del Doge Corner. Avete sentito dagli ospiti presenti che hanno seguito sin dall'inizio la vicenda di questo busto messo all'asta, all'improvviso comparso dopo averne perso le tracce, comparso appunto in questa casa d'aste, l'asta che non era andata a buon fine per noi, per il Veneto, ma che poi alla fine è riuscito, grazie alla rinuncia probabilmente di chi si era giudicato l'asta, è rientrato in Veneto. Vedete adesso appunto la foto di rito, il governatore Zaia, il presidente Bonaccini Bonacina dell'Ava, il presidente Michielli, l'assessore Caner, insomma chi ha seguito da vicino questo momento, questo ritorno in Laguna, ritorno a Venezia del busto del Doge Corner. Michielli che ha detto si tratta del busto dell'ultimo doge vittorioso e diciamo così che deve essere un messaggio, un conforto morale per uscire da questi ormai 2 anni di pandemia, un segnale che i veneti ci sono, noi veneti ci siamo ed è il momento di ripartire, dunque anche un messaggio di speranza per affrontare al meglio i prossimi mesi, sperando davvero che si possa uscire dal tunnel della pandemia. C'è stato anche un momento così simpatico, ma adesso forse abbiamo il presidente Zaia al microfono, torniamo a Palazzo Balbi. Migrazione, solidarietà. Prego. Sì. Presidente, il busto del Doge è finalmente tornato a casa. Beh sì, decisamente sì. Giovanni II Corner è nato nel 1647 a Venezia, è stato il 111° Doge, il Doge che ha
liberato Corfù, la guerra di Morea, del Peloponneso, insomma diciamo che è tornato a casa. Abbiamo scongiurato l'espatrio di questa opera d'arte che ricorda la nostra storia e che è identità per noi. Non è stato certo un ritorno facile. No, perché è stata un'asta seguita da Venetinet, da dottor Bonaccini di Ava Venezia e da dottor Michieli, quindi alla fine è stata un'asta persa per poi recuperare il busto prima dell'espatrio, quindi bene. Presidente, le hanno detto che il busto del Doge le somiglia? A me sembra di no. Presidente, un pezzo di Veneto che ritorna in Veneto, un popolo, quello della nostra regione, che sta dimostrando contemporaneamente anche grande solidarietà nei confronti di un altro popolo in difficoltà, quello afghano. Tante richieste e tante proprio opportunità che il Veneto dà ai rifugiati afghani che sfuggono appunto dal paese. Sì, guardi, so che ci sono delle associazioni che sono andate da fare, certo è che noi siamo in difficoltà, quindi dire oggi ospitalità senza se e senza ma decisamente no. Ovvio, donne e bambini, situazioni estreme si guardano con attenzione, devono essere assolutamente aiutate. Dopodiché ricordo che noi siamo oggetto anche di altri flussi migratori, qui l'Europa dovrebbe battere un colpo rispetto anche a questo nuovo fenomeno. Quindi un appello anche alle istituzioni nazionali ed europee affinché ci sia una regolarizzazione e un controllo di questa situazione. Veneto è disponibile sì, ma fino a un certo punto con determinati criteri. No, guardi, io dico che davanti alle donne e ai bambini, come si dice spesso, non si può che essere disponibili, però è pur vero che l'Italia, questo paese, sta dando tanto, ha già dato, perché anche se l'Europa ci percepisce percepisce Lampedusa come confine d'Italia, è il confine d'Europa. Penso che sia sufficientemente latitante l'Europa in questa fase, quindi non vorrei che anche questa volta fossimo noi a dover sobbarcarci tutto questo impegno. L'Europa e la comunità internazionale si dia da fare. Presidente, da oggi 2 Dogi a confronto in questa sala? No, vince sempre lui, cioè lui era Doge della Repubblica Veneta, molto più importante di me, una repubblica seria, una repubblica che è stata la prima democrazia, 1100 anni di storia, insomma direi che con onore riceviamo questa donazione e faremo in modo che sia riservato al Doge Giovanni II Corner lo spazio e il lustro che si merita. Questa operazione è esempio anche di come non far uscire delle nostre opere d'arte dai confini, però c'è anche un libero mercato. Qual è il confine tra il libero mercato dell'arte e invece la conservazione di quelli che sono dei capisaldi della nostra storia da conservare? Guardi, questa è storia, identità, è un'opera d'arte, è libero mercato fino a un certo punto, nel senso che è un pezzo di storia del Veneto ed è bene che sia tornato a casa. Devo anche dire che questo dovrebbe fare ragionare le istituzioni anche nazionali rispetto a quei beni della Repubblica Veneta che sono nei palazzi delle istituzioni nazionali. Non sarebbe male che ci fossero già queste restituzioni e dopo magari dall'altro a livello internazionale abbiamo un sacco di opere d'arte venete della nostra comunità, della nostra Repubblica Veneta che sono in giro per i musei del mondo, non sarebbe male che qualcuno le restituisse, anche perché per molte ci risulta che non siano state pagate ma bensì rubate. L'ultimo Doge vincitore della Serenissima, non a caso? Sì, il 111° Doge, la guerra di Morea, il Peloponneso, la liberazione di Corfù, un Doge che governò dal 1709 al 1722, anno della sua scomparsa e della sua morte. Un Doge che comunque ha scritto una pagina di storia importante fermando i turchi. Presidente, su questo fronte una notizia, ci può dare notizie altrettanto buone invece sul fronte legato al Covid per quanto riguarda la situazione in Veneto? Ci sono delle novità oggi? Guardi, noi stiamo gestendo una situazione che ci pone come una, se non la migliore regione come condotta Covid e situazione del contagio a livello nazionale. Siamo in zona bianca piena, non abbiamo rischi di passaggi, abbiamo un'ospedalizzazione oggi che è intorno a 200 casi, c'è da dire che però i casi che pesano, ne abbiamo 52 in terapia intensiva, sono sostanzialmente la quasi totalità casi di persone non vaccinate. Vorrei ricordare che sulla mortalità su 55 morti da maggio sono tutti non vaccinati. Non è un atto di pressione su chi non si vuole vaccinare, ma è una constatazione. Se avessimo tutti vaccinati questo non accadrebbe. Spero che chi nella volontarietà decidesse di vaccinarsi approfitti del fatto che i nostri centri vaccinali sono aperti per accesso libero, diretto, senza prenotazione, tutti i giorni, per i ragazzi dai 12 ai 25 anni e per tutte le persone con più di 60 anni. Le altre fasce d'età è sufficiente la prenotazione che avviene in tempo reale. Abbiamo visto anche arrivanti a Venezia diverse persone
persone, anche stranieri, turisti, che sono stati sottoposti a tamponi, si sono sottoposti a tamponi appunto per poi accedere al museo e quant'altro. Dal punto di vista del turismo la stagione sta rispondendo bene, poi magari approfondiremo anche con l'assessore Canerma, insomma anche lei ha il polso della situazione. Assolutamente sì, perché siamo sui valori o se non sopra i valori per certi comparti, penso alle spiagge, al mare, al balneare, sopra i fatturati 2019, quindi ante Covid. Ovvio che siamo stati avvantaggiati dal fatto ad esempio che la mobilità dei turisti stranieri, in particolar modo i nostri primi ospiti che sono i tedeschi, che non potendo girare il mondo in aereo approfittano del medio raggio, del corto raggio, definiamolo così, da farsi in auto. Questo ci ha agevolato molto, però è anche un'occasione per far ripartire la nostra macchina del turismo che vale in Veneto oltre 72 milioni di presenze turistiche e 18 miliardi di fatturato. E quanto conta il riconoscimento, il primo passo diciamo al riconoscimento di biosfera UNESCO per quanto riguarda il Monte Grappa? Ieri è arrivata questa notizia che immagino fa piacere a tutta la vita. Sì, noi l'abbiamo saputo in anteprima, è un bel riconoscimento perché è tipo un mosaico, un tassello al giorno si compone questo mosaico di siti patrimoni dell'umanità come quello del Prosecco, dei 9 siti che abbiamo, oppure le biosfere come riconosciute da UNESCO e altri titoli che abbiamo, e quindi direi che il Veneto si va sempre più connotando come una regione di alto valore ambientale, di alto valore turistico, e penso che i risultati, i dati ci diano ragione. Presidente, sulla questione Green Pass a volte si rischia di vedere una guerra tra poveri, tra vaccinati e non vaccinati, ad esempio agli ultimi casi di attacco nei confronti dei ristoratori che magari avendo un po' di posti all'aperto e altrettanti al chiuso si trovano a dover fare una scelta, però vengono accusati di non rispettare le regole, addirittura di essere discriminatori. Sentite, questo è un dibattito che purtroppo è segno di questi tempi. Io spero si concluda velocemente, si torni a una pace sociale, una pax sociale che tutti noi ci meritiamo. Sono stati 2 anni che cancelleremo e bonificheremo dalle nostre vite che non sono state libere. Spero che non lasci lo strascico non dell'infezione, ma bensì che sia anche uno strascico di conflitti sociali che poi magari continuano. Mi rifiuto di pensare che ci siano i Vax e i no Vax. Dico che siamo tutti cittadini veneti, c'è chi non vuole vaccinarsi, è bene prenderne atto, però è anche giusto informare. Dall'altro, se una persona non vuole vaccinarsi lo fa perché magari teme di avere dei problemi o altro, ma evitiamo però di costruire sopra degli alibi che non c'entrano nulla con la scelta personale che uno fa. Lo dico perché dire che io non mi vaccino perché sono tutti che muoiono di infarto i vaccinati o altre robe del genere, decisamente no. Non ti vuoi fare il tampone, non te lo fai, ma non dire che non te lo fai perché ti mettono un microchip nel cavo nasale, perché questo non funziona. Lei si sente un po' Doge, un po' di più Doge, che ha un Doge storico qui adesso in palazzo? No, io sono un cittadino del Veneto, rappresento il popolo veneto. I Dogi fanno parte di un altro momento storico che è quello della Repubblica Veneta. Certo è che la Repubblica Veneta ha dato la prima democrazia a livello internazionale. Pensi solo che gli Stati Uniti sono venuti qui a studiare le regole della democrazia veneziana per scrivere la loro Costituzione. E si è trovato a dover vivere questi quasi 2 anni di pandemia, una difficoltà che adesso come valuta oggi nelle prospettive future? Guardi, io alla fine sono convinto che la pandemia ci farà crescere, ci avrà fatto crescere come comunità, come senso del bene comune, ci farà riflettere su molti temi, penso al tema della privacy, al tema delle nuove tecnologie, il tema del dibattito, del senso del bene comune, come dicevo, e di molto altro ancora. Penso che sono stati 2 anni che come libertà l'abbiamo buttata tutti e ne verremmo fuori. C'è da riconoscere che i vaccini in questo momento stanno funzionando. Ma il vaccino, qualcuno dice, serve obbligatorio per cercare di arrivare ad una immunità di gregge? Ma guardi, io sono un inguaribile ottimista. Siccome credo nei miei cittadini, ho sempre difeso la volontarietà, perché nel momento in cui introduci l'obbligatorietà vuol dire che è fallito il modello sociale. E penso che pian piano ci arriveremo. Siamo già al 79%, per arrivare a questo 80% diciamo che già abbiamo dato grande prova. Certo è che questo è un sacrificio che hanno fatto alcuni cittadini. Chi non vuole vaccinarsi lo può fare in totale libertà, ma non può accusare quelli che sono vaccinati di essere degli sprovveduti. Questo no, perché il sacrificio di noi vaccinati significa oggi avere un Veneto aperto e gli ospedali che non sono assolutamente collassati di pazienti. Ci sono alcune pressioni per che si arrivi ad un obbligo di vaccinazione? Beh, la mia posizione è chiara, io ho sempre creduto che la volontarietà sia un elemento anche di garanzia
garanzia. Dopodiché noi continuiamo a garantire a tutti i cittadini nell'ambito della volontarietà la possibilità di vaccinarsi in qualsiasi momento. E sull'utilizzo del Green Pass? Il Green Pass è una conseguenza che giustamente il governo ha dovuto mutuare dal fatto che per regimentare eventuali possibili infezioni ci sia un sistema di controllo. Ma qualcuno dice un'induzione sotterranea per avere la vaccinazione di massa? Ma guardi, può essere questa la riflessione, ma è anche vero che il Green Pass lo puoi ottenere anche con un tampone, quindi non serve che ti vai a vaccinare. Per quanto riguarda la riapertura delle scuole, è preoccupato, Presidente, oppure no? No, noi siamo sempre preoccupati. Questo Covid ci ha insegnato che la frase non dormire tranquillo è quella che funziona meglio. Ogni giorno ha la sua pena, però adesso stiamo predisponendo un progetto che partirà mutuando il vecchio progetto con le scuole Sentinella, abbiamo già comprato i tamponi, insomma sembra che a livello nazionale si replichi il progetto Veneto, questo ci fa piacere, non perché siamo orgogliosi o megalomani, perché possiamo anche mutuare un'esperienza su vasta scala e vedere come funziona, quindi si va avanti. La protesta delle discoteche che... Hanno ragione da vendere. Io non so di che bene della protesta, ma siccome li conosco, hanno ragione da vendere. Ce l'hanno per un semplice motivo: ci sono intrattenimenti musicali nelle piazze, peggio ancora a volte gestiti anche da istituzioni, e questo è scandaloso quando obblighi alla chiusura e al fallimento, perché non hanno ancora avuto un centesimo, i gestori che seguono linee guida, che hanno la responsabilità sui giovani che ci entrano, che si erano messi a disposizione per le vaccinazioni, per i tamponi, per fare gli screening sociali, e lasciamo imperturbate delle realtà privati o sostenute dalle associazioni che fanno di fatto ballo danzante, discoteca all'aperto nelle piazze e nessuno ha nulla da dire. La Regione non ha un ruolo nelle scuole, però voi cosa presentate? Ma noi abbiamo un ruolo che è quello della pubblica salute, quindi abbiamo un piano di sanità pubblica che vuole tutelare i ragazzi in maniera poco invasiva. Utilizzeremo circa 1 milione di tamponi molecolari salivari, oltre a quelli rapidi perché non ci bastano 1 milione di salivari, e cercheremo di fare in modo in tutte le maniere di far sì che la scuola sia in presenza. Con i bus, i servizi di trasporti, tutte le polemiche che restano aperte? Beh, polemiche ce ne sono sempre, però insomma penso che riusciremo a gestire anche questa partita e venirne fuori. Presidente, scusi, un'ultima domanda. Si sta cercando di far luce, di far chiarezza sulla morte di un bimbo di 5 anni che è stato prima mandato a casa da alcune strutture ospedaliere e poi non ce l'ha fatta. Guardi, noi abbiamo attivato un'ispezione perché davanti a una tragedia come questa la mia vicinanza va alla famiglia per quanto possa servire. È fondamentale che si faccia chiarezza e soprattutto si fotografi subito la situazione. Quindi un'ispezione è stata attivata dalla Regione e dall'assessore Lanzarin, dopodiché immagino che ci saranno anche le altre autorità che apriranno un fascicolo, credo che sia doveroso e si farà chiarezza, appunto. L'ispezione riguarda quali? Sanitaria, sì, no. Di tutto il percorso. Tutto il percorso, in modo tale che la Regione dà una foto di un'ispezione, ovviamente super partes, non sentendo tutti gli operatori, valutando tutti i passaggi, le cartelle cliniche eccetera, e avrà un fascicolo che darà mano alle autorità. Darà chi il fascicolo? In mano all'autorità poi, perché immagino che ci sarà sicuramente un'apertura di un fascicolo. Presidente, una cosa per Padova, il Comune chiede più tempo per poter fare le osservazioni sulla nuova linea inceneritore di Padova-San Lazzaro. Non sono preparato, nel senso che non so i termini, non so nulla. Io invece, Presidente, le chiedo, è arrivato il busto dall'ultimo doge vittorioso, ma qua sull'autonomia c'è poca vittoria. Come siamo messi con... Stiamo andando avanti bene, abbiamo in serbo una relazione di risposta alla relazione che ci è stata presentata in bozza, sulla quale faremo delle osservazioni. Vi faremo avere a ore le osservazioni. Ma lei crede che si arriverà? Cioè, intendo dire i ritardi, le difficoltà che si sono avuti in questi anni con vari governi, adesso con un governo di questo genere cosa succederà? Questo non glielo so dire, però so che comunque l'autonomia la dobbiamo portare a casa. Se non ci avessi creduto oggi non saremmo qui a parlare di un referendum che si è realizzato, che si è concretizzato, e non saremmo qui ad ascoltare comunque, volenti o nolenti, un governo nazionale, un Presidente della Repubblica e altri che riconoscono che nell'agenda di governo ci debba essere anche la discussione dell'autonomia. Grazie molto. Buon lavoro. Sentite però i donatori, per favore. In giunta sono Dov'è? Dove sono? Sono andati in quella stanza là. Okay. No, non li ha persi.
Torniamo in studio, avete sentito l'intervista con il presidente Zaia che ha parlato naturalmente della consegna, del ritorno a casa, ha sancito anche con una firma ufficiale del passaggio nelle mani del presidente Zaia, di chi insomma e di quelle associazioni che sono intervenute, che hanno seguito tutto l'iter per riportare a Venezia il busto del doge Giovanni II Corner. Ha parlato di questo, ha parlato appunto dell'ultimo doge vittorioso, il 111° doge che governò dal 1709 al 1722, che fermò l'avanzata dei turchi, un busto che ora tornerà, avrà un posto d'onore, ha detto Zaia, all'interno del Palazzo Balbi, e che sarà poi anche l'occasione per le scolaresche che arrivano a visitare il palazzo per ricordare appunto la storia di Venezia, della Serenissima. Poi nel corso dell'intervista ha parlato di vari temi, a partire dall'accoglienza dei profughi afghani. Vi ricordo che nel pomeriggio ci sarà proprio un vertice online a distanza tra le varie prefetture del Veneto per pianificare quella che sarà l'accoglienza dei profughi afghani. Ha detto bisogna tenere conto che l'Italia non deve essere lasciata sola, ha detto Zaia, è importante che tutta la comunità europea su questo fronte si muova per accogliere i profughi. Ritorniamo a Palazzo Balbi con Ilaria Marchiori per sentire insomma uno dei protagonisti di questo ritorno del busto del doge a Venezia. Vai Ilaria. Micheli, il busto del doge è ritornato in Veneto, ma dopo l'asta del 24 giugno non era questa l'idea? Ahimè no, siamo tornati scornacchiati, come ho avuto modo di dire, dall'asta, e per fortuna una dozzina di giorni dopo mi è arrivata una telefonata dalla casa d'aste proprio, la casa d'aste che mi diceva: ma voi siete ancora interessati? Cioè, quei discorsi interlocutori un po', certo che sono ancora interessati, perché? Ma perché lì, ripeto, non ho voluto neanche io approfondire il come e perché. Credo che abbiamo intuito, allora quello che mi è stato detto, parzialmente quello che ho intuito, è che l'acquirente era un mercante che avrebbe voluto vendere in Francia. Molto probabilmente ha comprato il mercante su mandato di un cliente francese, e molto probabilmente è arrivato un warning alla galleria che dice: attenzione che possiamo mettere il divieto di esportazione eccetera, e quindi questo signore non si è più fatto vivo, il mercante intendo dire. La casa d'aste ha pensato bene di interpellare me, in 3 minuti abbiamo chiuso l'operazione. Una grande soddisfazione. Sì, anche perché non c'è niente che ti dia più soddisfazione di qualcosa che hai visto sfuggire e poi vedi magicamente riapparirti davanti, perché francamente ho passato 10-12 giorni a dire dove abbiamo sbagliato, dove non abbiamo sbagliato, eccetera eccetera, e poi insomma è andata a buon fine. E poi si è deciso di donarlo alla regione. No, la decisione era originaria, nel senso che io, in modo autonomo rispetto a VenetiNet, perché è solo successivamente che siamo venuti in contatto, avevo pensato immediatamente che la collocazione ideale di questo, ripeto, doge vittorioso e segnale per noi veneti, è tornato a casa il doge vincitore, diamoci una mossa che anche il Covid probabilmente va a casa, era questo lo scopo delle cose, era dall'inizio l'intenzione di regalarlo alla regione, fuori da ogni discussione. Perfetto, ottimo. Ritorniamo di nuovo in studio, le parole e la soddisfazione di Michieli per essere riusciti, ed eccolo lì che lo vedete nella finestra accanto, il busto del doge Giovanni II Corner, ritornato a Venezia dopo essere stato lontano per tantissimo tempo. Il lieto fine a questa lunga odissea. C'è stato anche un sipario durante la prima parte del presidente Zaia che
che invitato da qualcuno che diceva esserci una somiglianza tra lui e il Doge, ha tirato giù la mascherina per immortalarsi in questa foto. Parlavamo prima di quello che ha detto il presidente Zaia, ha parlato appunto dell'accoglienza dei profughi afghani. Vediamo di ritornare a Palazzo Balbi con Ilaria Marchiori. Grande soddisfazione essere riusciti a riportare il busto del Doge qui in Veneto, nella sua terra. Ma prima che una grande soddisfazione è stato un gran dovere morale ed etico effettivamente far sì che questo capolavoro di scuola berniniana, perché tale è stato dichiarato, non emigrasse, non varcasse i confini italiani. Abbiamo scelto di rivolgerci direttamente, di fare questa donazione come Associazione Veneziana Albergatori alla Regione, in quanto è la terra di tutti i veneti, non tanto al Comune di Venezia quanto alla Regione, proprio per chiarire una volta di più che come Associazione Veneziana Albergatori non abbiamo una visione squisitamente sammarcocentrica, ma guardiamo direttamente oltre il Ponte della Libertà, seguendo quello che tutto considerato altro non sono stati che i confini della Repubblica Veneta. È un qualche cosa, quindi è un qualcosa che abbiamo offerto con piacere a tutte le genti venete, a tutte le persone che hanno cura del proprio territorio, che amano la storia del loro territorio e che amano direttamente l'arte del loro territorio. È un qualche cosa che il non farlo ci avrebbe creato veramente più di qualche scrupolo a livello etico e morale. Grazie mille. Prego. E avete sentito ancora le parole di uno dei protagonisti, presidente dell'Associazione Veneziana Albergatori, protagonisti di questo ritorno a Venezia del busto del Doge Corner. Tornando a quanto detto in intervista, il presidente Zaia ha parlato anche naturalmente della questione, della situazione contagi nella nostra regione. Tra pochissimo guarderemo insieme anche i dati del bollettino di azienda zero. Ha detto Zaia, siamo se non una delle migliori, la migliore regione in Italia sul fronte contagi, siamo in una zona bianca piena, non c'è nessun rischio di passaggio di fascia, anche se ci preoccupano quei 200 circa ricoverati negli ospedali del Veneto. Sono tutti cittadini, la gran parte non vaccinati, e anche tra i decessi registrati negli ultimi giorni nella nostra regione una percentuale elevata. Si tratta di pazienti, di persone non vaccinate. Questo per ribadire l'importanza delle vaccinazioni. Ha ricordato come i centri vaccinali in Veneto siano aperti senza prenotazione per i ragazzi dai 12 ai 25 anni, scusate, e per gli ultra 65 anni, quindi 65 anni in su, sia possibile accedervi senza la prenotazione. Per gli altri la prenotazione online semplice nel portale, quindi la possibilità di vaccinarsi c'è, anche se ha ribadito Zaia, rispondendo ad una domanda sull'obbligatorietà del vaccino. Prima abbiamo letto anche le parole del ministro Gelmini. Zaia ha ribadito come la volontarietà sia un elemento di garanzia. Anche una piccola parentesi sul fronte turistico, parlando di alcuni settori come quello delle spiagge che hanno registrato fatturati sopra a quelli registrati nel 2019, quindi in epoca pre-pandemia. A proposito poi anche del ritorno a scuola, ha detto abbiamo un progetto, portiamo avanti questo progetto delle scuole Sentinella. Abbiamo già acquistato i tamponi, quindi sul modello di quanto già fatto l'anno scorso, quindi queste scuole Sentinella per testare
a campione i ragazzi. Utilizzeremo 1 milione di tamponi rapidi per garantire una scuola in presenza, un modello, quello veneto, che potrebbe essere mutuato, e i segnali ci sono anche a livello nazionale, ha detto Zaia. Un accenno anche alle proteste del mondo delle discoteche, dicendo hanno ragione da vendere, non si capisce perché debbano ancora pagare questo prezzo e quindi continuare a rimanere chiuso quando altri eventi invece possono svolgersi normalmente con il Green Pass. E l'ultima dichiarazione, rispondendo ad una domanda sull'autonomia, ha detto si va avanti, abbiamo presentato alcune osservazioni ad una relazione, ad una bozza di relazione che ci è stata presentata nei giorni scorsi. Abbiamo presentato delle osservazioni che vi daremo, ha detto, ai giornalisti tra poche ore, e quindi anche sul fronte autonomia si va avanti. Abbiamo detto prima del report di Azienda Zero sul fronte contagi, allora vediamo insieme nelle ultime 24 ore si registrano in Veneto 470 nuovi positivi. Per quanto riguarda invece gli ospedali, sono 218 i pazienti ricoverati in area non critica, 55 in terapia intensiva, 55 pazienti in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore si registrano poi 2 decessi. Domani vi ricordiamo alle 12:30, lo seguiremo naturalmente come sempre in diretta dalla sala stampa dell'unità di crisi della Protezione Civile di Marghera. Ci sarà un nuovo punto stampa del presidente Zaia, che ieri ha annunciato insieme a lui anche la dottoressa Russo e un medico della medicina dello sport. Si parlerà anche di quelle che sono le conseguenze, insomma, della malattia a livello cardiaco e non solo, e poi si parlerà, insomma, della situazione vaccinati, non vaccinati, sempre con dati aggiornati all'interno degli ospedali. E dunque domani novità in arrivo anche da questo fronte, naturalmente sempre con la conferenza stampa del presidente Zaia. Andiamo a vedere poi un altro bollettino che ormai abbiamo imparato a conoscere negli ultimi mesi, che è quello della campagna vaccinale nella nostra regione. Vediamo che nelle ultime 24 ore sono state somministrate 24.503 dosi in più, portando il computo a 6.097.354 dosi somministrate. Di queste 3.175.544 sono le prime dosi e poco più di 2.900.000 invece i veneti che hanno completato il ciclo vaccinale. Il 93,7% sono le dosi somministrate sulle dosi fornite, e poi scendiamo e vediamo come il 68,6% della popolazione ha ricevuto almeno una dose, mentre il 59,1% ha completato il ciclo vaccinale. Altrettanto importante è vedere anche la situazione divisa per fasce d'età. Vediamo come il 52% della fascia tra 12 e 19 anni ha ricevuto almeno una dose, circa il 70% tra i 20 e i 29 anni, 64,1% degli over 30, 69,4% degli over 40, tra i 50 e i 59 anni il 78,2%, l'86,4% nella fascia 60-69 anni, il 91% tra i 70 e i 79 anni, invece ormai vicini al 100% per gli over 80. E questo è il quadro per quanto riguarda anche le vaccinazioni a livello nazionale. Arrivano delle notizie confortanti in qualche modo. Si parlava appunto di una ripresa delle vaccinazioni, tornando ai trend delle settimane scorse, passato questo periodo agostano delle vacanze. Infatti adesso recupero, eccolo qua, risalgono le somministrazioni dopo il rallentamento di Ferragosto. Ieri sono state oltre 300.000 le somministrazioni a livello nazionale, dato che non si raggiungeva da prima del 13 agosto, per un totale di 75.622.961 dosi già fatte, pari al 93% degli 81 milioni di vaccini distribuiti finora nelle regioni. Questa dunque la situazione anche sul fronte vaccinale. Allora, non so se la nostra Ilaria Marchiori ha già in collegamento, tra 2 minuti dovremmo avere in collegamento l'assessore Canera. Allora facciamo così, andiamo in pubblicità e poi torniamo a Palazzo Balbi con Ilaria Marchiori e l'assessore Canera, tra poco.
Rieccoci in diretta. Allora, come annunciato, torniamo a Palazzo Balbi, dove la nostra Ilaria Marchiori insieme all'assessore regionale al turismo Federico Caner. Buongiorno, tornate alla linea Ilaria, buongiorno anche all'assessore. Sì, buongiorno Francesca, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Si è conclusa da poco la conferenza qui a Palazzo Balbi, avete visto oggi una giornata importante, una giornata che il Presidente Zaia ha definito storica perché avete sentito, il busto del Doge è finalmente riuscito a ritornare a casa, è tornato a Venezia. Insieme a me c'è l'assessore regionale al turismo Federico Caner. Innanzitutto, assessore, una grande giornata oggi per i veneti e per i veneziani? Beh, direi di sì. Innanzitutto desidero ringraziare anche gli artefici di questa iniziativa, quindi insomma tutti, anche il presidente di Confturismo Micheli e dell'AVA, dell'Associazione Veneziana Albergatori Bonaccini, oltre al professor Scipioni per averci riportato a casa quello che ci spettava, questo busto di questo Doge che insomma è molto importante per noi, per tutta la cultura veneta, per i veneziani e soprattutto anche per le prossime generazioni, perché grazie al fatto che verrà esposto qui in palazzo molte saranno le scolaresche che potranno venire qui a godere anche di tanta cultura veneta. I veneti e i veneziani hanno dimostrato di tenerci davvero tantissimo, perché anche le donazioni quando è iniziata la campagna di Venetinet sono state considerevoli. Sì, questo fa piacere perché significa che c'è una certa sensibilità, una certa voglia di partecipare, che del resto noi conoscevamo già, fa parte un po' del cuore dei veneti, però c'è stata una dimostrazione pratica da questo punto di vista. Ecco, il presidente di Venetinet Scipioni ha detto un po' il ritorno del Doge qui in città è come un po' un simbolo di vittoria, visto che abbiamo sentito l'ultimo Doge vittorioso della Serenissima, quindi metaforicamente una vittoria anche che potrebbe farci ben sperare di cacciare il Covid. Beh sì, diciamo che è la voglia di ripartenza che un po' noi tutti abbiamo. Del resto posso dire che questo va insomma di pari passo anche con ciò che sta accadendo proprio in questo mese di agosto, e da assessore al turismo posso dire che luglio e agosto sono stati 2 mesi veramente importanti di ripartenza, di ripresa. Se pensiamo che in alcuni casi abbiamo avuto il tasso di occupazione delle nostre strutture che ha sfiorato il 97%, penso sulla costa veneta o al lago di Garda o anche nella montagna veneta, quindi significa che voglia di ripartenza c'è, e il turismo sicuramente da questo punto di vista, non so, diciamo che forse è un po' il precursore di questa ripartenza. Ecco, infatti questi numeri, questi dati sono importantissimi per quanto riguarda il nostro territorio, sia il territorio lagunare che il mare, la montagna e la zona del Garda abbiamo visto. La differenza tra l'estate del 2020 si può già delineare? Beh, diciamo che anche nel 2020 c'era stata una leggera ripresa d'estate, perché se vi ricordate c'è stato il Covid, poi era quasi sparito, poi ritornato in autunno, però è anche vero che non era ripartita ai livelli di quest'anno, quindi quest'anno abbiamo in certe situazioni, soprattutto su luglio e agosto, ripeto, dei dati che assomigliano quasi al pre-Covid, quindi alla nata 2019. Ecco che questo ci fa ben sperare. Del resto, guardi, non perché voglio essere un inguaribile ottimista, ma io già l'anno scorso dissi che molto probabilmente la ripresa sarebbe arrivata molto prima di ciò che ci saremmo aspettati. Molti parlavano e mi dicevano se solo prima del 2024 non si tornerà ai livelli di prima. Beh, insomma, stiamo già dimostrando, seppur parzialmente, perché stiamo parlando di alcuni mesi, che però il 2021 è andato meglio del previsto, e sono sicuro che il 2022 sarà già un anno buono per il turismo. Sì, queste dichiarazioni me le ricordo perché le avevamo fatte anche insieme nel corso di una delle nostre numerose dirette. Visto che comunque l'estate giunge al termine, poi si penserà all'inverno. L'anno scorso la montagna, lo sci ha preso una mazzata che ricordiamo tutti. Quest'anno che cosa ci dobbiamo aspettare secondo lei? Beh, innanzitutto mi aspetto, auspico, ma insomma da questo punto di vista siamo tutti disposti a incatenarci alle funivie prossime, nel senso che speriamo che non vengano richiuse, e credo francamente di no, perché insomma tra l'utilizzo del Green Pass, i vaccini, il fatto che molte persone hanno contratto il Covid e sono guarite, i protocolli di sicurezza che abbiamo
abbiamo messo in atto come Regione Veneto, ma poi anche recepiti a livello ministeriale, anche dico dal punto di vista dei trasporti pubblici, e quindi gli impianti a fune da questo punto di vista rappresentano un po' anche questa possibilità. Sono convinto che se ci sarà la neve, che noi tutti auspichiamo ci sia, visto che l'anno scorso ne è venuta in abbondanza e purtroppo non ne abbiamo usufruito, insomma speriamo che quest'anno sia un inverno buono e sicuramente sarà diverso dall'anno scorso, insomma la totale chiusura non ci sarà e vedrete che noi siamo già partiti con gli indennizzi agli operatori per l'inverno scorso. Il prossimo sarà secondo me un inverno molto partecipato dal punto di vista turistico. Questo naturalmente è quello che ci auguriamo tutti. Io ringrazio l'assessore Caner per essere stato in nostra compagnia, averci anche reso noti i numeri di questa stagione estiva veneta. Se non ci sono altre domande io restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori, grazie a Sandro Ponchio, grazie naturalmente all'assessore regionale Caner per questa battuta conclusiva di questa giornata. Lo ricordiamo, abbiamo seguito in diretta da Palazzo Balbi il ritorno a Venezia del busto del Doge Corner. Torniamo a parlare di Covid, torniamo a parlare di vaccinazioni. L'obiettivo dichiarato a marzo di vaccinare l'80% della popolazione over 12 sarà pienamente completato entro il 30 settembre. Queste le parole del commissario straordinario Francesco Figliuolo. Naturalmente in questo momento gli occhi sono puntati sui più giovani, sulla fascia 12-19 anni, anche proprio alla luce del rientro in classe. La campanella in Veneto suonerà il 13 settembre, si cerca di capire come avvicinare le famiglie e i ragazzi alla vaccinazione e anche però fare chiarezza su quelli che possono essere i rischi del Covid nei più giovani. Ieri proprio il presidente Zaia ha detto: spesso si legge che il Covid non colpisce i ragazzi, non provoca danni ai ragazzi, è un'informazione non del tutto corretta. E allora io vado subito a salutare il dottor Franco Pisetta, segretario della Federazione Italiana Medici Pediatri del Veneto. Buongiorno dottore, ben ritrovato. Buongiorno a tutti, grazie. Allora, iniziamo proprio facendo chiarezza. Abbiamo visto come nelle varie ondate di Covid i più giovani erano stati risparmiati, o perlomeno i casi riguardavano anche per loro bambini, ragazzi con patologie pregresse. La preoccupazione è quello che coprendo con il vaccino il resto della popolazione il virus possa andare a colpire proprio i ragazzi più giovani. Qual è la situazione in questo momento per quanto riguarda la fascia dei più giovani, dei più piccoli, per quanto riguarda il Covid? Allora, la diffusione era inevitabile, che mano a mano che si vaccinano la popolazione più anziana va a diffondersi in coloro che il vaccino non l'hanno fatto finora. E inevitabilmente il numero di contagiati nelle età giovanili ovviamente è aumentato rispetto anche alle esperienze precedenti. Che sia innocuo il vaccino nei bambini e nelle età più giovani non è vero, ovviamente, non è innocuo. È vero che non dà una numerosità di patologie gravi come nell'adulto, specialmente nell'anziano, ma non è innocuo. Non è innocuo anche perché si stanno manifestando nuove patologie che erano altrimenti sconosciute, tipo il long Covid, cioè la lunghezza della malattia prima di risolversi, e una malattia infiammatoria sistemica, multisistemica, che assomiglia a precedenti malattie multisistemiche infiammatorie che si conoscevano, ma che sono legate alla precedente infezione da Covid, che è tipicamente infantile e che non è affatto una malattia banale. Quindi senza spargere il panico, ma non crediamo che sia una malattia banale nemmeno nell'età più giovane, nei bambini. Per cui ben venga la possibilità di vaccinare e come pediatri ovviamente incentiviamo e stimoliamo i genitori a portare a vaccinare tutti i bambini che possono essere vaccinati, quindi dai 12 anni in su sicuramente tutti i bambini dovrebbero essere, tutti i ragazzi, tutti gli adolescenti dovrebbero essere vaccinati.
Voi pediatri siete impegnati in prima linea su questo fronte delle vaccinazioni, tra l'altro anche nei centri vaccinali ci sono dei pediatri a disposizione proprio dei genitori nel momento in cui arrivano con i propri figli, ma anche nei centri, poi negli ambulatori pediatrici il pediatra è a disposizione per dare tutte le risposte che un genitore naturalmente in questo momento così delicato vuole porre a chi ne sa, a chi sa di scienza, per togliersi qualsiasi dubbio. Certo, è vero. Abbiamo già cominciato collaborando con alcune aziende dove c'era stato richiesto di supportare la vaccinazione, specialmente dopo la possibilità di vaccinare anche i ragazzi di 12 anni in su, per supportare l'apparato vaccinale dei vari hub vaccinali. Però adesso, già da alcune settimane in alcune aziende, da adesso in altre e a breve in tutte le altre US del Veneto, saranno i pediatri nei loro studi che daranno anche un ulteriore aiuto e una facilitazione anche all'approccio vaccinale da parte dei nostri assistiti. Diciamo che la parte più semplice forse è già stata fatta anche riguardo alla vaccinazione dei ragazzi dai 12 anni in su. Diciamo che le famiglie più sensibili, le famiglie che aspettavano con ansia il vaccino anche per i loro figli, l'ha già fatto. Sono centinaia, forse migliaia anche i ragazzi oltre i 12 anni che sono già stati vaccinati. Rimane il compito più difficile e ce lo accogliamo anche ben volentieri, cioè andare a convincere quelli che erano meno convinti finora di vaccinare i propri figli. Lo facciamo, lo faremo tutti noi pediatri con la disponibilità a vaccinare nei nostri studi, secondo per la verità le organizzazioni delle singole aziende. Vi sono aziende che si sono organizzate con degli hub tipicamente pediatrici, altre aziende che hanno puntato invece molto più sull'impegno dei pediatri a livello dei loro studi. La maggioranza di noi farà questo tipo di opzione e sarà per noi anche una chiamatativa delle nostre famiglie, dei genitori dei nostri ragazzi, che è un po' quello che contraddistinguerà questa tipologia di intervento. Chiameremo i nostri assistiti, daremo loro l'appuntamento, li faremo arrivare nei nostri studi con la facilità anche della vicinanza e della flessibilità dei tempi. Ovviamente alla fine del lavoro serale del genitore alle 6:30 di sera potremo vaccinarli nei nostri studi. Quindi mi corregga se sbaglio, se ho capito male, sarete voi a contattare le famiglie che non risultano avere ancora i figli vaccinati? Ci sarà la possibilità poi magari anche della famiglia invece di prenotare presso di voi la vaccinazione, e quindi ci saranno delle fasce orarie dedicate solo a quello, quindi anche magari negli orari di chiusura dei vostri studi? Come vi organizzerete? Sì, credo che abbia già perfettamente centrato la procedura. Sarà così, sì. Ovviamente ogni genitore potrà chiamare il suo pediatra per sapere se il suo pediatra farà il vaccino oppure se darà qualche altra indicazione. Teniamo conto che la disponibilità dei pediatri a fare i vaccini nei propri studi in alcune aziende raggiunge il 90%, quindi direi che quasi tutti sono disponibili per questa attività. E con mezzi informatici attuali, con delle app, riusciamo a raggiungere i nostri assistiti senza dover fare centinaia e centinaia di telefonate naturalmente, e in questa maniera i nostri assistiti le famiglie saranno avvertite della possibilità, potranno chiamare loro, potranno ricevere un appuntamento anche tramite app. Daremo degli orari ovviamente dedicati alle vaccinazioni. Useremo il vaccino Moderna, che è uno dei 2 vaccini che sono disponibili per l'età superiore dei 12 anni in su. Moderna perché rispetto al Pfizer, al quale è praticamente sovrapponibile come caratteristiche, ha una facilità di uso e di manutenzione, di conservazione più semplici, e quindi sia con la regione che con le aziende in cui siamo partiti con la vaccinazione degli studi abbiamo concordato di poter avere a disposizione questo tipo di vaccino.
Spesso sono i ragazzi che spingono per essere vaccinati, per la voglia di tornare alla libertà, alla vita, tanto più che adesso sappiamo l'obbligatorietà del Green Pass per tante attività. Pensiamo adesso alla stagione invernale, quando anche per mangiare una pizza sarà necessario farlo all'interno dei locali, e quindi esibendo il Green Pass, ma anche semplicemente per andare al cinema, andare ad un museo. Quindi spesso sono i ragazzi che fanno pressione sui genitori. Avete questa sensazione anche voi? Sì, succede anche questo in effetti, sì. È vero che essere vaccinati facilita il ritorno alla vita normale, ma l'obiettivo primario per quale noi pediatri facciamo il vaccino ai nostri ragazzi è per difendere loro, perché non prendano la malattia. Perché non prendano la malattia con le possibili conseguenze conosciute e sconosciute, dopodiché tutto quello che viene dopo è un surplus di vantaggi, ma l'obiettivo primario è difendere ciascun soggetto che viene vaccinato. Il vantaggio primo è per chi viene vaccinato. Lei prima ha detto non creiamo allarmismi, però capire che il Covid può essere pericoloso anche per un ragazzo giovane è importante, anche poi per adottare tutte quelle misure di prevenzione che abbiamo imparato a conoscere in questi quasi 2 anni di pandemia, quindi dall'uso della mascherina, ad evitare gli assembramenti. Adesso insomma la stagione estiva ormai volge al termine, però insomma ci sono ancora occasioni per stare insieme, per fare delle feste eccetera. Spesso si vedono purtroppo i ragazzi senza la mascherina, abbassare la guardia. È fondamentale ricordare le protezioni, quanto siano fondamentali, perché il Covid colpisce e alle volte colpisce duro anche chi è giovane. È vero, e poi non bisogna pensare che il virus sia il vaccino sia una panacea che risolve tutti i problemi. Il vaccino è uno strumento essenziale, insostituibile ovviamente per affrontare la pandemia e arrivare a sconfiggere il virus, ma ovviamente il vaccino ha una percentuale ad esempio di immunizzazione che non è il 100%. Arriverà al 94, 95, forse anche al 97%, ma rimane sempre una piccola percentuale di soggetti che non verranno protetti. Ci saranno coloro, pochi sicuramente, che non possono essere protetti, e ci saranno coloro purtroppo che non vogliono vaccinarsi. Quindi la possibilità di diffondersi del virus rimane comunque. Per cui le iniziative di prevenzione che sono state messe in atto e che vengono sostenute continuamente e che vanno dall'evitare comunque gli assembramenti, la mascherina in caso di contatti vicini, credo che non debba essere assolutamente dimenticata. E credo che potrà essere anche un insegnamento per il futuro, per certi contesti, sto pensando agli ambulatori e agli ospedali, di un uso anche quando la pandemia sarà, speriamo, dimenticata, che l'uso di questi mezzi e strumenti di prevenzione si sono dimostrati assolutamente efficaci nei confronti di qualsiasi malattia infettiva, non solo il Covid. L'obiettivo è quello proprio di accelerare le vaccinazioni tra i più giovani, perché insomma tra poche settimane si ritornerà in classe, e questo è quello proprio, evitare la didattica a distanza, evitare contagi, focolai nelle scuole a cui abbiamo assistito il precedente anno scolastico, e quindi è fondamentale avere una copertura vaccinale il più ampia possibile. Assolutamente sì, forse siamo già un po' in ritardo nell'affrontare la vaccinazione dei ragazzi che fra meno di un mese torneranno a scuola. L'ideale sarebbe poter essere in corso della somministrazione in questo momento delle seconde dosi, invece stiamo ancora per molti parlando di prima dose. È vero che comunque, come dicevo prima, i ragazzi con le famiglie più convinte e più sensibili stanno già vaccinando, e sono migliaia i ragazzi che sono stati vaccinati, ma ce ne sono forse altrettanti che devono ancora cominciare. In ogni caso, almeno la prima dose prima dell'inizio dell'anno scolastico sarebbe veramente un buon obiettivo, se riuscissimo a raggiungerlo in una percentuale molto elevata. Più o meno quale percentuale, dottor Pisetta? Ma è chiaro che la percentuale che può dare garanzie potrebbe essere quella del 90%, ma anche l'80%, l'85% con la prima dose, prima dell'inizio delle scuole, credo che siano poi anche gli obiettivi che saranno posti a livello ministeriale, a livello del commissario, siano obiettivi
anche raggiungibili, e io credo che nel Veneto possono essere raggiunti obiettivi di questo genere, se ci sarà una buona disponibilità, insomma una sensibilità, prima di tutto di difendere i propri figli anche da parte delle famiglie. Quando inizieranno le vaccinazioni negli studi pediatrici, dottore? Sono già iniziate? In alcune aziende sono già iniziate, in alcune aziende hanno avuto l'opportunità di iniziare velocemente, forse la prima azienda che ha cominciato è l'azienda del Bellunese, che già da un mese stanno vaccinando, in altre da qualche giorno. Noi a Padova avremmo voluto già partire questa settimana, per problemi di approvvigionamento di tempi la maggioranza di noi partirà con la prossima settimana, cercheremo di andare a sfondo tutto. Posso chiedere quali sono le preoccupazioni o meglio le domande che più spesso vi vengono rivolte dalle famiglie, da quello che è un po' anche quello che sento io da genitore parlando con altri amici. La preoccupazione è quella che non sia stata fatta non siano stati testati sufficientemente questi vaccini nei più giovani, che non si conoscano quelli che possono essere gli effetti collaterali a lungo termine. Quali sono le preoccupazioni dei genitori, oppure è una sottovalutazione, giro la domanda, su quello che può essere il rischio invece della malattia sui ragazzi? No, credo che la maggioranza delle perplessità dei genitori e dei nostri assistiti siano proprio quelle dei possibili effetti collaterali. C'è una situazione anche da sfatare, dire che questo è un vaccino sperimentale. Sperimentale vuol dire che ha fatto poche dosi, che non abbiamo dati. Questo è un vaccino che è stato somministrato in almeno 4 miliardi di dosi, non è mai successo nella storia della vaccinologia che in così breve tempo vengano fatte così tante dosi, e ci auguriamo che non avvenga mai più in futuro, ma comunque le dosi che sono state somministrate anche in età ormai, diciamo, quella più giovanile possibile, dai 12 anni su, sono talmente tante che pensare che siamo ancora in una fase sperimentale mi pare veramente fuori dalla realtà. Però diciamo, l'enfasi che è stata data ad alcuni effetti collaterali veri o presunti sicuramente ha turbato le famiglie. Dobbiamo essere coerenti e sulla base di dati oggettivi dare alle famiglie quella tranquillità che obiettivamente si può dare anche su questo vaccino. Un vaccino ormai usato in tante dosi, approvato da tutte le società scientifiche, da tutti gli organismi di vigilanza. Credo che in questo contesto non ci sia nessuna perplessità a poter fare il vaccino ai ragazzi dai 12 anni in su, e aspettiamo con ansia anche la possibilità di vaccinare i bambini più piccoli quando avremo tutti i dati necessari per poterlo fare. Secondo lei c'è questa possibilità in tempi brevi? Se ne è parlato in queste ultime settimane, leggendo insomma anche i vari siti, della possibilità proprio di abbassare l'età vaccinabile dai 6 anni in su, addirittura insomma, si è ipotizzato in altri stati, si sta valutando questo. Secondo lei c'è la possibilità effettiva che questo avvenga in tempi stretti? Allora, che questo avvenga, certo, sicuramente arriverà il momento. I tempi non ho elementi per dare una risposta. Ci auguriamo che sia più presto possibile, ma è giusto seguire tutte le procedure necessarie, avere l'approvazione degli enti regolatori, e a quel punto saremo, diciamo, anche così pronti, e anche noi come pediatri stiamo adesso facendo le prove generali proprio per quando arriverà la necessità di vaccinare una massa ancora più ampia di soggetti che rientrano specialmente, anzi totalmente, nell'età pediatrica, e quindi diciamo, l'impegno sarà ulteriormente aumentato. Anche in questa partita delle vaccinazioni ai più giovani, dottore, pesano le fake news, pesano le informazioni che arrivano tramite social, pesa la mancanza di un'unica linea anche istituzionale di informazione scientifica, un po' quello che ieri diceva il Presidente Zaia, è mancata, lui ha parlato di una pubblicità istituzionale e ha detto bisogna aiutare la gente a capire. È mancato questo nella fase di vaccinazione, cioè si è spinto giustamente ad avere i vaccini, ad avere le
dosi, ad mettere in moto una macchina complessa per le vaccinazioni, ed è mancato invece un'informazione diretta scientifica alla gente per garantire la sicurezza della vaccinazione, secondo lei? Allora, c'è da dire che in un contesto basato sull'informazione come quello attuale, con la facilità di informazione di qualsiasi tipologia di informazione, bloccare le fake news credo che sia praticamente impossibile. Credo, per quanto ci riguarda perlomeno, che sia indispensabile che ci sia qualche riferimento certo, almeno per quanto riguarda l'età pediatrica per le famiglie. Diciamo che come pediatri ci siamo posti in questi mesi, più che non come medici e come pediatri che erano abituati ad avere gli ambulatori pieni di patologie, di patologie, di malattie ricorrenti del bambino. L'anno scorso molto pochi quando si è fatto il lockdown, ma di essere proprio un riferimento anche sul piano della comunicazione, dell'informazione per gli assistiti. Credo che i genitori almeno crediamo e vorremmo che il proprio pediatra sia, l'interlocutore ideale per chiarire i dubbi che stanno attanagliando certe famiglie e che le lasciano perplesse se fare o non fare la vaccinazione in questo momento. I pediatri sono ovviamente istituzionalmente all'interno di un sistema sanitario nazionale che combattiamo per poter ottenere gli obiettivi previsti da questo sistema sanitario nazionale, ma al di là della forma istituzionale abbiamo l'assoluta convinzione che quello che si sta facendo e la vaccinazione che stiamo portando avanti sia l'unica cosa che abbiamo scientificamente certa per poter affrontare questo problema della pandemia. Grazie davvero per le sue parole, speriamo di aver tolto gli ultimi dubbi anche alle famiglie, perché è fondamentale coprire con la vaccinazione anche la fascia dei più giovani. Grazie al dottor Franco Pisetta, segretario della Federazione Italiana Medici Pediatri del Veneto. Grazie davvero, a risentirci, a riaggiornarci, naturalmente buon lavoro per queste settimane che saranno ancora più intense. Grazie dottore, noi adesso invece ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ci vediamo tra pochissimo. Miro Servizi, ecologia e soluzioni per l'ambiente, dal 1992 al vostro servizio. Bentrovati al meteo. Sul continente europeo si instaura una circolazione ciclonica con impulsi di aria fresca e a tratti instabile. Martedì 24 agosto tempo in prevalenza buono ma con qualche disturbo. Nel dettaglio sul Veneto sarà una giornata ampiamente soleggiata con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Probabili alcune piogge anche a carattere di rovescio o temporale, più che altro sulle zone montane e pedemontane a partire da metà giornata. Venti in pianura prevalentemente moderati. Vediamo anche le temperature che saranno in lieve calo, minime tra 14 e 19 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 25 e i 29 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole un po' su tutti i settori, lo vediamo, qualche addensamento sui rilievi, ma in genere sarà innocuo. Temperature minime tra 15 e 19 gradi, massime oscillanti invece tra i 27 e i 29 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, acquazzoni sui settori più settentrionali, asciutto e soleggiato invece altrove. Temperature minime intorno ai 16 gradi, massime infine sui 28 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Miro Servizi, ecologia e soluzioni per l'ambiente, dal 1992 al vostro servizio.
Siamo tornati in diretta, c'è una notizia di cronaca che arriva dal Vicentino, dove poche ore fa è stato arrestato per tentata violenza sessuale un 25enne di origine liberiana con precedenti specifici alle spalle. È stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza per l'applicazione di una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Vicenza su richiesta della locale procura dopo le indagini eseguite dai carabinieri della stazione di Schio, indagini che erano partite quando lo scorso 13 agosto una cittadina scledense si era rivolta proprio al comando dei carabinieri denunciando un tentativo di violenza sessuale avvenuto poche ore prima. La giovane, mentre percorreva via Manina, era stata avvicinata da un uomo di colore che le aveva proposto una prestazione sessuale a pagamento. La donna aveva rifiutato, si era allontanata, ma l'uomo l'aveva aggredita spingendola a terra e stringendole le mani al collo per costringerla ad un rapporto sessuale. Poi era fuggito visto che la donna si era messa ad urlare. La vittima si era poi rivolta al pronto soccorso dove le erano state riscontrate varie echimosi al collo, abrasioni, contusioni al dorso, guaribili in 21 giorni. A quel punto erano partite subito le indagini dei carabinieri che avevano acquisito anche le immagini della videosorveglianza della zona e sul ritrovamento dopo una perquisizione degli abiti indossati dall'uomo quella notte che hanno permesso di individuare in maniera certa il responsabile del reato riconosciuto poi dalla stessa vittima, e a quel punto appunto è stato rintracciato l'uomo. Ha consentito poi, le indagini hanno consentito alla procura di procedere alla richiesta dell'emissione di una misura cautelare nei confronti del 25enne in considerazione soprattutto della sua pericolosità testimoniata non solo da quello che aveva compiuto appunto il 13 agosto ma anche del fatto che fosse stato già condannato in primo grado per un'altra tentata violenza sessuale qualche anno fa. Questo l'aggiornamento di cronaca, come detto, dal Vicentino. Ci sono anche degli aggiornamenti sul fronte proprio della campagna vaccinale, perché le regioni e le province autonome potranno contare su nuove dosi di vaccino Pfizer e Moderna, complessivamente 5,3 milioni di dosi, lo ha reso noto il commissario straordinario per l'emergenza Figliuolo. E poi ci sono anche delle novità sul fronte trasporti, proprio alla luce dell'inizio del nuovo anno scolastico. Differenziare l'orario di lavoro, le aperture di uffici e negozi delle scuole e dei servizi pubblici con ampie finestre di inizio e fine di attività per prevenire i rischi di aggregazione. È una delle raccomandazioni contenute nelle linee guida sui trasporti inviate dal Ministero al Comitato Tecnico Scientifico e alle regioni. Per le scuole, si legge nel documento che sta circolando, risulta fondamentale l'attività dei tavoli prefettizi per raccordare gli orari delle attività didattiche con quelle del trasporto pubblico locale. Viene quindi fortemente auspicato l'aumento delle corse, soprattutto durante le ore di punta. Queste dunque le indicazioni anche per quanto riguarda il trasporto, e quindi con degli orari diversificati e una finestra più ampia di inizio e fine, non solo per quanto riguarda le lezioni. Sappiamo che già l'anno scorso in alcune realtà, anche in Veneto, i presidi hanno dovuto intervenire, i dirigenti scolastici, diversificando gli orari di entrata dei ragazzi. Ebbene, si cerca di intervenire anche per quanto riguarda l'attività lavorativa e quindi di negozi e di uffici. Quindi vedremo anche da questo punto di vista che cosa ne emergerà nelle prossime ore. Tra pochissimo parleremo della situazione in Afghanistan, parleremo di come le tante associazioni si stanno muovendo in aiuto soprattutto delle donne afghane in questo momento molto delicato. Intanto vi facciamo ascoltare quello che ci ha detto il luogotenente ora in pensione Gaetano Massimo Giordano,
italiano che per 10 mesi ha vissuto in Afghanistan, girando tutto il paese nell'ambito della missione internazionale ISAF dell'esercito italiano. Ci racconta il maresciallo cosa ha visto e cosa racconterà anche ai suoi concittadini di Est durante un incontro pubblico. Sentiamo le sue parole nel servizio realizzato dalla nostra redazione di Padova. C'era una specie di anarchia nel controllo del traffico di tutto quello che c'era e in più la situazione della gente, però c'era una vaga speranza di un qualcosa che stesse succedendo, almeno questa è la prima impressione. Questo quanto respirato a Kabul. Agosto 2010, Gaetano Massimo Giordano atterra a Kabul, militare dell'esercito italiano, esperto in comunicazioni nell'ambito della missione ISAF. Il popolo spera, ci credono anche i militari impegnati nell'operazione di peacekeeping. Qui passerà 10 mesi percorrendo tutto il paese all'interno di un gruppo di controllo e intelligence internazionale con una donna afghana come interprete. Io ho girato tutto l'Afghanistan, sia in macchina sia in elicottero, eravamo un team di 4 persone, eravamo io, un colonnello americano, un generale australiano e il suo deputy che era un maggiore australiano. E posso dire che ho avuto la possibilità di conoscere il paese abbastanza bene, vedendo le città come Herat, Kandahar, Kabul e anche nei paesi, nei villaggi, la parte rurale dell'Afghanistan che è come essere nel Medioevo. E infatti in un villaggio dove arriva dopo un sanguinario attacco di un gruppo di ribelli, ecco cosa gli accade. Il capovillaggio venne a lamentarsi da noi dicendo che praticamente gli erano morte 3 vacche quando negli insurgenti erano state uccise la moglie e la figlia, e lui venne lì e si lamentò degli animali ma non delle donne, e noi rimanemmo basiti, insomma. Poi quello che colpisce agli occhi era la povertà, i bambini che venivano lasciati alla mercé di se stessi in giro per Kabul e che un po' dovevano arrangiarsi, insomma, e le donne che erano sempre trattate con una certa diffidenza. Una terra di conquista l'Afghanistan, dove era ancora capillare la presenza di gruppi talebani e dove spesso i cittadini gli ripetevano questa domanda. Il capivillaggio delle volte, per esempio, il costruire una scuola, il costruire una strada, il fargli capire che le ragazze comunque devono essere istruite come i bambini. A volte ti facevano la classica domanda: noi vi diamo retta, noi vi vogliamo bene, ma se un domani andate via, se un domani succede qualcosa, qua i talebani ci sono dappertutto, cosa facciamo noi? Una domanda che purtroppo ha una risposta: se andate via cosa succederà di noi? E purtroppo la cronaca di questi ultimi settimane ce lo sta dicendo. I talebani che sono saliti al potere ormai hanno conquistato l'Afghanistan, sono al potere dell'Afghanistan, e a pagare il prezzo più alto in questo momento sono le donne. Parliamo, e allora andiamo subito in collegamento con Carla Dazzi, volontaria di Belluno del CISDA, Coordinamento Italiano di Sostegno alle donne afghane ONLUS. Buongiorno e grazie per essere con noi. Di avermi chiamato, grazie mille. Allora, signora Carla, lei conosce bene l'Afghanistan perché nell'arco di 20 anni c'è stata più volte ha collaborato con le donne afghane. Che Afghanistan era quello che lei ha conosciuto prima della presa del potere dei talebani? Allora, diciamo che sono arrivata in Afghanistan nel 2002 e devo dire, e le mie foto le possono anche testimoniare, ho trovato un Afghanistan pieno di speranza, pieno veramente di speranza, contento di tornare a casa. Li abbiamo incontrati queste persone, o meglio abbiamo incontrato l'associazione Rawa, che è un'associazione che da più di 40 anni sostiene le donne e non solo le donne in Afghanistan. Le abbiamo incontrati in Pakistan, ma erano presenti a Quetta ed erano presenti veramente con scuole, orfanotrofi, ospedali mobili e tutto, per cui avevano un'organizzazione, veramente una preparazione molto grande, e il tornare a casa suscitava veramente tanta speranza. Devo dire che questa associazione ha continuato tutti i 20 anni a esistere, a lavorare, sono ancora in clandestinità, ora più che mai. Hanno portato in Kabul orfanotrofi, piccoli ospedali, piccoli consultori, le scuole, e abbiamo fatto con loro molti
piccoli ma continuativi progetti, che questo per me è il valore di non andare a fare un progetto e poi scappare, ma noi siamo là da 20 anni con piccoli e lunghi progetti. Siamo, come posso dire, le amiche, e io considero amiche queste persone che hanno dato la vita e danno tuttora la vita adesso più che mai. Loro si sono rifiutate di venire in salvo perché stanno vicino alla propria gente che comunque intasa le vie di Kabul, i giardini, le moschee, per cui già da più di 10 giorni, da quando è cominciata questa invasione talebana, che invasione comunque non è, però si sono rovesciati tutti a Kabul, per cui sotto i giardini ci sono mamme con bambini di 1 settimana, di 2 settimane, mamme che non hanno acqua, mamme e naturalmente assieme alle mamme anche gli altri, senza nessun come posso dire, nessun soccorso né igienico né sanitario né niente. Le nostre amiche, attraverso noi, devo dire che le abbiamo subito supportate, sono corse in aiuto a questi e continuano a essere. Dove è stato possibile qualcuno di loro è stato accolto, però certamente come si sa bisogna fare le cose un po' di nascosto, non attirare l'attenzione, perché attenzione comunque vuol dire morte per loro. Che dire? Che cosa le stanno raccontando di questi giorni, da quando i talebani sono entrati a Kabul, hanno preso il potere in Afghanistan? Che racconti le arrivano da queste sue amiche, dalle donne afghane che sono rimaste lì? Tengo comunque a precisare che il problema talebano non è degli ultimi giorni, era una cosa comunque prevista. Le nostre amiche da 20 anni sono venute in Italia, da 20 anni hanno urlato, abbiamo fatto conferenze e convegni dove loro dicevano sempre attenzione perché la scontentezza della gente con tutti questi bombardamenti che ci sono stati e tutti questi campi profughi poi alla fine che ce ne sono bene più di 14 solo in Kabul, rafforzano il talebano, e così è stato. Poi cominciando anche poi dal 2016 in avanti, quando c'è stato il processo chiamato di pace a Doha tra talebani e americani senza gli afghani, che non si sa il perché, comunque voglio dire, nessuno però pensava a un'escalation del genere. Le cose sono orribili, sono già partite. Non è vero che il talebano, sì, forse si è pulito un po', è vero, ha il telefonino in mano, però è lo stesso talebano di 20-22 anni fa, ammazzando le donne, lapidandole, cominciato a chiudere le scuole in Herat, loro dicono di no, cominciano a passare casa per casa a rastrellare donne, bambine di 13 anni in su, come bottino di guerra. Per cui stiamo attenti a quello che dicono. Molte di queste donne sono già state portate in Pakistan, proprio date ai talebani del posto. Sono cose orribili, sono dei feriti, però basta anche chiedere a Emergency quanti ne arrivano al giorno tuttora, senza poi tutte queste cose orribili che il talebano, anche solo adesso la corsa verso l'aeroporto è fermata, dei checkpoint, addirittura li ammazzano sul posto, oppure comunque fanno le nefandezze di prima. Cioè cominceranno a lapidare, cominceranno a ammazzare, che comunque dove sono passati hanno fatto questo prima di arrivare a Kabul. Ecco perché c'è tanta gente a Kabul. Lei ieri, quando ci siamo sentiti, diceva adesso bisogna aiutare chi resta. Abbiamo visto come si stia lavorando a livello internazionale per portare in Italia il personale diplomatico italiano, per portare anche chi aveva collaborato. Però lei dice adesso il nostro impegno deve essere per aiutare chi rimane. Sappiamo che appunto, come lei ci dice, le donne sono quelle che più in questo momento rischiano in questa fase. Certo, allora noi attraverso il CISDA, e io nel mio territorio qui nel Veneto come Insieme si può, io sono anche una volontaria di Insieme si può, dove all'interno
di questa associazione che è conosciuta molto bene, diciamo, è una ONLUS, una ONG, opera da 40 anni, diciamo, è un'associazione che ha più di 40 anni, per lo più in Africa, devo dire. Io all'interno mi occupo di progetti e mi occupo di Afghanistan. Abbiamo lanciato un appello dove diciamo i fondi non vengono raccolti per chi arriva, ma per le nostre, come dicevo, mi piace sempre dire amiche, la nostra associazione, che l'associazione madre si chiama Rawa, e altre associazioni, aiutiamo loro ad aiutare le donne e i bambini di Afghanistan, che sono appunto in campi profughi un po' spontanei, che nascono, come ho detto prima, ma non hanno nessun riparo, né tende, né cibo, né niente. Per cui io credo e preferisco non approfondire il pensiero di come questa gente sta vivendo, perché già prima l'Afghanistan era un paese in grande sofferenza come lavoro. L'Afghanistan sì e no, chi ha la fortuna vive con 2 euro al giorno, ma molto pochi. Poi c'è stato anche il problema del Covid, che non si è capito bene chi muore, quanti muoiono di fame, quanti di Covid. È una cosa veramente, no, io non riesco neanche a dirlo veramente. Io, come le dicevo al telefono ieri, le mie foto parlano forse più di me, anche perché parlando di loro io le ricordo tutte queste ragazze che ho visto crescere in 20 anni, ho visto dedicare la vita ad altra gente che non abbiamo conosciuto, che non conosciamo, ma comunque io stesso ho avuto la fortuna di visitare l'Afghanistan, da Herat, da Farah, da tutte le più grandi città le abbiamo visitate con i nostri progetti un po', progetto Zafferano, che ha incontrato moltissimo, un Zafferano per le donne, con relativo progetto di alfabetizzazione. Abbiamo il progetto delle capre, un po' così da molti anni, però un progetto che è andato avanti tanto. Abbiamo fatto un piccolo ospedale chiamato pomposamente da loro Clinique, abbiamo pozzi, abbiamo le scuole, corsi di alfabetizzazione, di cucito, abbiamo le case per le donne maltrattate supportate da avvocate, questa è AUCA. Diciamo che noi siamo lì da 20 anni a fianco veramente delle donne. Carla, lei ha paura per queste sue amiche che ha visto crescere? Io ho paura di queste mie amiche, le abbiamo dato anche la possibilità, mi permetta di dire, di uscire. Si sono rifiutati di uscire proprio per star vicino alle donne dell'Afghanistan, alle loro donne, alle loro famiglie. Hanno detto no, noi siamo qua e continueremo a essere qua e continueremo a combattere verso i talebani come abbiamo fatto prima. In clandestinità, diceva lei. In clandestinità, sì, sono clandestine. Anche quando venivano in Italia venivano come nome fittizio. Purtroppo alcune di loro sono molto visibili, perché una ad esempio è a capo di un partito, l'unico partito democratico, altri sono diventate parlamentari, diciamo quelle che altri a capo di un'associazione di vittime di guerra. Queste sono le più visibili perché le conoscono tutti, un po' per la televisione, un po' perché la politica, diciamo, avvicina molto queste persone alla gente, per cui io sono molto preoccupata, però queste stesse persone si sono rifiutate di venire in Occidente. Che cosa succederà? Quali sono gli scenari che lei pensa che si manifesteranno in Afghanistan, e che cosa il mondo occidentale, che in questo momento viene accusato di aver perso questa sfida, che cosa dovrebbe fare il mondo occidentale? Il mondo occidentale adesso dovrebbe stare a casa propria ed aiutare queste forze democratiche a crescere e ad aiutare il popolo afghano. Quello che prima non hanno fatto. Prima hanno creato solo caos, e diciamo le nostre donne rimedieranno a questo caos.
certamente ci vorrà il nostro aiuto. Dall'Italia che cosa possono fare i cittadini per aiutare chi rimane, chi ha deciso di rimanere, chi non può andarsene? Aiutare noi associazioni che siamo lì, perché siamo due associazioni che da sempre ed insieme siamo lì. Una è più politica, che è il CISDA, una è più umanitaria, che Insieme si può, però insieme siamo là da 20 anni. Aiutateci ad aiutare le donne diciamo dell'Afghanistan, ma non solo adesso che i riflettori sono accesi. Io spero tanto che i riflettori rimangano un pochino accesi anche dopo, in modo di far sentire le voci che arrivano dall'Afghanistan. Come erano le donne afghane prima di questo capitolo così violento, così nero? Allora, se parla dell'ultimo momento è una cosa, se parla diciamo prima della presa di potere dei talebani, quali erano le loro prospettive, i loro sogni delle donne afghane? Io ho un'età per cui posso dire che negli anni 70 gli studenti italiani andavano molto volentieri a Kabul. A Kabul le donne, io stessa ne ho incontrate parecchie, certamente Kabul non è l'Afghanistan e questo bisogna tenere presente, però altre città come Kabul diciamo erano un po' una fotocopia, dove le donne, le ragazze potevano studiare e lavorare. Abbiamo incontrato ingegneri donne, abbiamo incontrato medici donne, insegnanti, le stesse donne degli anni 70 si sono poi riparate in Pakistan e hanno continuato diciamo i lavori e hanno continuato a insegnare di nascosto alle bambine dei campi profughi. E comunque non credo che avessero dei sogni diversi rispetto ad adesso o viceversa, diciamo. Penso che tutti noi sogniamo e veramente il sogno in questo momento delle donne afghane che ho conosciuto è che i propri figli possano studiare, possono avere un mondo diverso di quello che hanno avuto loro. Questo vogliono, perché qualsiasi richiesta da parte loro di alfabetizzazione oppure di aiuto, diciamo, è sempre stato per i propri figli, per farli studiare. E credo anche che sia, come posso dire, un pensiero, forse non è proprio giusto dire questo, però di questa associazione Rawa, che sempre vede molto lontano, con i propri orfanatrofi almeno questa mi sembra, lo vedo io, comunque non è una cosa esplicitamente detta, però la voglia di creare una classe dirigente per il domani. Purtroppo adesso tutto si è interrotto. Grazie davvero per la sua testimonianza, grazie a Carla Dazzi, volontaria del CISDA, e naturalmente buon lavoro e speriamo davvero che la situazione possa risolvere, possa migliorare per l'Afghanistan in generale, per le donne afghane. Grazie davvero Carla Dazzi e a presto, buon lavoro, buona giornata. Grazie a voi, grazie mille, e parlate sempre di Afghanistan, mi raccomando, anche dopo. Assolutamente, insomma è importante, come diceva la signora Dazzi, mantenere alta l'attenzione su questo paese, sul popolo afghano. E intanto si discute proprio di accoglienza dei profughi afghani. Nel pomeriggio il vertice tra le prefetture venete per pianificare l'accoglienza. Intanto a Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova, è tutto pronto per accogliere i primi 4 profughi afghani in arrivo nel territorio padovano. Abbiamo subito messo a disposizione questa struttura in favore del prefetto, che ci ha chiesto la disponibilità di farlo. C'è un appartamento e verrà accolto un nucleo familiare. È stato confermato l'arrivo il prossimo 30 agosto dei primi 13 profughi afghani che verranno accolti in 2 centri di accoglienza straordinaria. A Padova ne verranno ospitati 9, mentre a Piazzola arriverà un nucleo familiare composto da 4 persone. Si tratta di cittadini che hanno collaborato con le nostre forze armate in Afghanistan. Le
storie e le immagini di queste persone che scappano dal loro paese dopo l'arrivo dei talebani hanno smosso l'animo dei cittadini di Piazzola sul Brenta, che hanno espresso al sindaco il desiderio di poter aiutare ancor di più questo popolo. Appena saputa la notizia, vari cittadini mi hanno contattato, hanno chiamato anche gli assessori per dare la loro disponibilità, da un lato ad accogliere un nucleo familiare, una persona o più di una nelle loro abitazioni, a fornire vestiario e tutti quei generi di prima necessità per chi arriva ed è sprovvisto di tutto. Allo Stato però l'accoglienza avverrà soltanto in forma strutturata secondo le indicazioni ricevute dalla prefettura, però noi manifesteremo questa disponibilità al prefetto per eventuali future accoglienze. Per il momento i 4 afghani resteranno nel centro di accoglienza straordinaria che si trova in una casa nella frazione di Presina, gestito dal Consorzio Veneto Insieme, che riunisce molte cooperative locali che si occupano di accoglienza. E adesso voltiamo pagina e vado a salutare, lo ringrazio per essere con noi, Gianangelo Bellati, presidente di Longarone Fiere. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Grazie per essere con noi. Allora, naturalmente parleremo dell'autunno fieristico che vede in calendario importanti appuntamenti storici, insomma, per Longarone Fiere. Ma io con lei vorrei iniziare chiedendole che mesi sono stati questi ultimi 18 da quel 21 febbraio quando la pandemia è entrata in Veneto e sappiamo come il mondo delle fiere, degli eventi, dei convegni si sia fermato e poi sia ripartito, non certo senza difficoltà. Che mesi sono stati questi per la vostra realtà? Allora, non solo per la nostra realtà, e per tutte le realtà fieristiche del mondo è stato un momento drammatico, perché diciamo che i 2 settori forse più colpiti sono stati quelli del turismo, ma soprattutto delle fiere. Dico soprattutto perché mentre nel turismo tu puoi decidere all'ultimo momento se partire o non partire, se aprire l'hotel e l'appartamento, una fiera la devi organizzare con un anticipo a volte più di un anno. Noi siamo più piccoli, per fortuna possiamo anche farcela in 6 mesi, ma se dopo nel corso dei 6 mesi, prima della fiera, arriva un decreto, arriva un ordine del governo che ti dice che la fiera non la puoi aprire, tu non solo non puoi guadagnare i soldi dal fatto di aver organizzato la fiera, ma nel frattempo hai buttato via, nel caso nostro, centinaia di migliaia di euro per organizzare la fiera, ma altre fiere buttano via milioni di euro. Quindi il settore fieristico è stato uno dei settori più colpiti negativamente. Devo dire che però il governo ha tenuto d'occhio questo settore e ha anche predisposto alcuni strumenti che non erano di facile utilizzo, però per fortuna come Longarone ci siamo subito gettati, diciamo, a capofitto e siamo stati la prima realtà fieristica che è riuscita ad utilizzare alcuni contributi statali. Poi abbiamo avuto anche la fortuna di riuscire a vincere dei progetti europei e anche degli aiuti da parte della regione e degli enti locali, per cui la somma di tutto ci ha portato ad avere un bilancio addirittura con un leggero attivo. Però non è questo di cui ci gloriamo, perché l'importante è ripartire, perché è solo con la ripartenza che si può finalmente tornare a camminare con le gambe proprie. Una ripartenza che prevede l'utilizzo del Green Pass, quindi faccio a lei la domanda che ho fatto a tante altre categorie per le quali è previsto proprio la certificazione verde. Come avete accolto questa obbligatorietà? Ma in maniera assolutamente positiva, nel senso che se le regole sono chiare e le regole non vengono modificate, quindi se è chiaro che per entrare in fiera basta avere il Green Pass e che quindi la fiera si può fare a quella condizione, e se queste regole vengono mantenute intatte per i prossimi mesi, allora a noi va bene che ci sia questa regola, perché ci permette di poter programmare le prossime manifestazioni sapendo che l'azienda che vuole esporre, piuttosto che l'azienda o il cittadino che vogliono entrare in fiera, devono disporre del Green Pass, e siccome il Green Pass prevede anche la possibilità di essere ottenuto tramite il tampone, quindi non solo di aver fatto le vaccinazioni o di essere stati ammalati entro un tot di mesi di Covid, ma anche col tampone, noi organizzeremo, adesso vediamo in collaborazione con chi, all'entrata di tutte le prossime fiere un servizio tamponi, in maniera tale che le persone possano, se non hanno il Green Pass, entrare grazie al tampone che dimostra la loro non positività alla malattia, al virus.
Le faccio subito una domanda in merito a questo tampone gratuito che chi vorrà visitare dovrà pagarsi. Come pensate di attuare questa iniziativa? Allora, totalmente gratuito non potrà essere, perché è giusto differenziare anche fra coloro che hanno fatto tutta la procedura per avere il Green Pass rispetto a coloro che arrivano all'ultimo momento senza Green Pass. Però ci sarà sicuramente un prezzo agevolato. Per poter definire quale sarà questo prezzo agevolato, dobbiamo però attendere di capire nelle prossime ore, non dico neanche nei prossimi giorni, qual è il prezzo di partenza che ci verrà fatto da chi poi attuerà con infermieri, infermiere il servizio vero e proprio. Quindi una volta che sappiamo quello, sappiamo anche quale sarà il costo. Io però devo dire che sono abbastanza ottimista, perché ritengo che tantissime persone abbiano il Green Pass e siano una maggioranza ormai rispetto a quelle che non lo hanno, e io credo anche che sempre di più si arriverà ad avere il Green Pass, perché quando si scoprirà che i vaccini non sono così pericolosi come qualcuno ci ha fatto credere, ecco che allora ci sarà un po' più di rilassatezza e di tranquillità nel potersi vaccinare e quindi disporre in autunno di questo Green Pass col vaccino e quindi non col tampone che deve essere fatto all'ultimo momento. Quindi l'obbligo di certificazione verde non riguarda solo i visitatori, ma riguarda anche chi espone all'interno delle fiere? Soprattutto chi espone e anche i collaboratori, coloro che lavorano, tutto il personale che gira intorno alla fiera devono essere col Green Pass, e ovviamente a quel punto bisogna essere vaccinati, perché sennò bisognerebbe fare un tampone ogni momento praticamente, no? Ma intorno a noi io vedo tutta gente che non ha mai avuto problemi col vaccino, c'è pochissime persone che io conosco che non hanno il vaccino, per cui noi affrontiamo con grande serenità quella che è questa regolamentazione degli accessi, appunto sia per gli uni che per gli altri, cioè sia per gli espositori che per i visitatori. E ripeto, se il governo e la regione stessa, che ha competenze in materia, non cambia le regole all'ultimo momento, a noi va bene, meglio così piuttosto che come l'anno scorso, proprio in questa stagione, noi stavamo organizzando a Redamont, che doveva tenersi come il solito a fine di ottobre dell'anno passato, e fino al 10 di ottobre ci fu il decreto che specificava proprio che le fiere si potevano attuare. Dopo 10 giorni, quindi 10 giorni prima dello svolgimento della manifestazione, c'è stato detto di no. Lei si immagini gli investimenti che noi e le imprese abbiamo fatto per predisporre tutta la fiera, gli stand e tutto il lavoro che ci sta dietro anche di promozione, che è stato gettato via. Quindi noi adesso ci sentiamo più sereni grazie al Green Pass per poter organizzare questo evento. E ripeto, non demonizziamo assolutamente questo documento, che serve solo a far capire se una persona è o non è pericolosa per i suoi vicini e per gli altri, e anche per se stessa. Quindi lei dice, invece di una situazione di incertezza che un po' ha caratterizzato vari comparti nei mesi scorsi, meglio avere la certezza del Green Pass, sapere che possiamo partire con questo strumento. La certezza è fondamentale non solo per il comparto fieristico, ma abbiamo capito per tutti coloro che devono pianificare la propria attività in termini di risorse umane e non solo. Per tutti gli imprenditori avere certezza delle leggi è uno dei fatti più importanti della propria attività, del proprio sviluppo e della propria strategia. Quindi adesso noi abbiamo, tanto per fare un esempio, in programma la Fiera delle Foreste, che sarà seguita da un ricordo dei 1600 anni fra Venezia e il Cansiglio, quindi il legno, lo scambio di attività, di lavori, gli artigiani, questa materia prima poi fondamentale che erano gli alberi, il legno per Venezia. Ecco, noi abbiamo il 10, 11 e 12 il primo fine settimana, il 17, 18, 19 di settembre il secondo fine settimana, faremo tutto al Cansiglio. La gran parte sarà all'aperto, quindi in teoria lì non servirebbe
il Green Pass, ma per accedere alla parte chiusa ci sarà un grande tendone vicino all'hangar di Veneto Agricoltura, perché il tutto noi lo organizziamo grazie anche al grande aiuto che ci sta dando Veneto Agricoltura, quindi è un'iniziativa congiunta, fiera Veneto Agricoltura, poi c'è il Friuli Venezia Giulia, il Ministero, c'è una forte presenza del Parlamento con degli eurodeputati, ma anche con dei funzionari importanti del Parlamento europeo e della Commissione europea, quindi una cosa molto internazionale. Saranno presenti paesi come il Messico, il Costa Rica, la Francia e altri. Ecco, questa serie di eventi che comunque prevedono una parte al coperto, noi chiederemo che ci sia appunto il Green Pass. Chi non l'avrà potrà farsi il tampone, vedremo un po', sarà un po' un test quello del 10 di settembre. Poi via via avremo le altre manifestazioni che si terranno non più in Cansiglio ma di nuovo nella sede abituale che è Longarone, e quindi nella sede della fiera ci saranno le altre, che prima di tutto c'è a Redamont a fine ottobre, poi ci sarà la manifestazione internazionale del gelato, la MIG, quella che inizia a fine di novembre, il 29 e termina il 2 di dicembre, quindi un evento molto importante per Longarone e per il Bellunese, che per noi è fondamentale anche per mantenere in equilibrio la fiera stessa. Per Redamont, che è la più vicina, siamo molto contenti perché gli spazi sono praticamente quasi tutti venduti. Lei ha messo molta carne sul fuoco, cerco di andare un attimo per ordine. Le chiedo innanzitutto, lei ha avuto modo di confrontarsi con altre realtà fieristiche fuori dall'Italia per capire lì come funziona? C'è l'obbligo di Green Pass? Cosa succede? Il nostro grande riferimento sono le fiere tedesche, perché le fiere tedesche sono molto strutturate e sono il più grande competitor che abbiamo. Le fiere tedesche sono avvantaggiate dal fatto che sono nella gran parte dei casi in proprietà dei Länder, cioè delle regioni tedesche, che hanno molti più mezzi delle nostre regioni e quindi possono assolutamente aiutarle in una maniera diversa da come veniamo aiutati noi. Esattamente un anno fa io avevo detto a dei rappresentanti del nostro governo che se non si aiutava il sistema fieristico italiano noi rischiavamo di essere comprati per una pipa di tabacco dal sistema fieristico tedesco. Voglio dire, non c'è nulla di male, siamo in Europa e quindi va tutto bene, però si capisce che dopo le priorità potevano diventare non più di grande interesse per il territorio ma per altre aree. Ricordiamo che una fiera normalmente porta un beneficio da 1 a 10 al territorio. Cosa voglio dire? Che se una fiera, diciamo, si investono per una fiera 1 milione di euro, ebbene sul territorio tornano almeno 10 volte tanto, 10 milioni di euro. Quindi investire in una fiera è un investimento importantissimo. Le fiere sono normalmente in mano ad enti pubblici, ma in realtà potrebbero essere in mano anche a soggetti privati. Quindi i tedeschi hanno dimostrato, uno, prima di noi, di riuscire a sistemare le fiere dal punto di vista finanziario. Secondo, per quanto riguarda adesso le attività della ripartenza, sono ancora tutti un attimino più fermi di noi. Qui si vede magari che gli italiani, che noi siamo più veloci a riorganizzare all'ultimo momento le situazioni in emergenza, però sicuramente anche loro dovranno adottare il sistema del Green Pass, perché ripeto, noi abbiamo comprato addirittura la moquette, quella antibatterica, adesso stiamo prendendo dei sistemi di pulizia dell'aria per evitare che comunque se ci fosse il virus esso non possa girare, però le persone che entrano bisogna sapere che non possono contagiare e non possono essere contagiate o comunque ammalarsi gravemente grazie al vaccino, perché chi è che si prende la responsabilità poi di organizzare un evento con una moltitudine di persone, anche se bene o male un po' regolate negli afflussi, e dopo qualcuno si ammala e deve andare in ospedale? Sono delle responsabilità enormi, quindi guardiamolo anche dal punto di vista del Green Pass di coloro che organizzano degli eventi e che hanno delle responsabilità. Se non ci fosse, la responsabilità ricadrebbe sugli organizzatori, che potrebbero dire a questo punto è meglio neanche organizzare quell'evento, chiudere un ristorante piuttosto che una sala cinema, piuttosto che una fiera. Assolutamente un discorso che non lineare, che assolutamente non è più che giusto. Naturalmente per chi organizza eventi di questa portata. Presidente, io le chiedo di pazientare, ho 1 minuto e 40 di pubblicità e poi torno da lei per ricordare anche i prossimi eventi in calendario. Pubblicità e poi torniamo in diretta tra poco.
Rieccoci in diretta, stiamo parlando insieme al presidente di Longarone Fiere, Gianangelo Bellati, di questa stagione fieristica in epoca Green Pass. Presidente, io le ho chiesto come funzionano le cose nel resto d'Europa per capire se il Green Pass in Italia potesse essere un deterrente, quindi magari qualcuno potesse scegliere di non venire in Italia ad esporre, ma anche a visitare le fiere proprio per l'obbligo di Green Pass. Ma mi sembra di capire che lei da questo punto di vista è molto ottimista e i numeri, anche da quello che ci diceva per il primo evento in programma dopo la Fiera delle Foreste con Arredamont, vanno in tutt'altra direzione rispetto a quelle che potrebbero essere delle preoccupazioni della vigilia. Assolutamente. Noi dobbiamo tenere presente, come dicevo poco fa, che siamo in questo momento rispetto a tante fiere estere avvantaggiati dal fatto di una prima di tutto nota capacità degli italiani. Si dice che siamo disorganizzati, effettivamente è vero, ma abbiamo una grande capacità di recupero, quindi noi siamo in grado di organizzare degli eventi o delle situazioni in maniera molto più veloce rispetto ad altri paesi dove non c'è questa situazione che viviamo spesse volte di emergenza e a cui siamo abituati. Quindi che cosa succede? Che noi stiamo organizzando fra le prime fiere in presenza, diciamo dopo o durante questo diverso Covid che abbiamo, che è tenuto fermo, diciamo, dal vaccino. Quindi i nostri sono un po' quasi degli esperimenti, perché per esempio per quanto riguarda la Germania, alla fine loro le fiere le organizzeranno, le prime fiere in presenza soprattutto in primavera, non prima. Per quanto riguarda noi in Italia, noi siamo una fiera piccola, abbiamo quindi un secondo vantaggio, siamo tutti bravi a organizzare, essendo in Italia all'ultimo momento, però abbiamo anche il vantaggio che siamo più piccoli e che abbiamo delle fiere internazionalizzate, ma l'internazionalizzazione è complementare al fatto che siamo comunque una fiera locale, siamo una fiera di nicchia più piccola, quindi essendo più piccoli noi abbiamo la facilitazione di essere più elastici, di essere anche più veloci se vogliamo, e difatti queste nostre fiere che stiamo organizzando penso che saranno proprio viste come un esempio, anche perché quando noi abbiamo deciso di organizzarle non c'era ancora questo effetto dei vaccini così chiaro, non c'era ancora il fatto del Green Pass che ti permette di fare certe cose con la garanzia che si possa farle tranquillamente. Quindi noi quando abbiamo deciso di organizzare le fiere alcuni mesi fa eravamo ancora in una situazione di emergenza, però abbiamo guardato soprattutto l'Inghilterra perché abbiamo visto che cosa stava succedendo in Inghilterra con i vaccini e quindi la situazione di maggiore controllo soprattutto dei fatti di emergenza, di morte, che sono quelli che poi impegnano soprattutto i nostri ospedali. Abbiamo fatto un po', abbiamo preso il rischio, il cosiddetto rischio d'impresa, e fino adesso ci sembra di aver avuto ragione a rischiare di quindi mantenere fermo il nostro programma autunnale. Quindi come risposta io le dico che secondo me noi saremo un po' di esempio, anche se siamo piccoli, una fiera un po' di nicchia, magari non in un capoluogo, quindi un pochino più decentrati. Ebbene io credo che saremo un po' di esempio su come, su quello che succederà, su quello che sarà l'afflusso, su quelli che saranno gli stand prenotati e in generale poi anche sui risultati. Devo dire solo ancora a conferma del nostro ottimismo che a inizi di luglio, appena le fiere sono state autorizzate di aprire, abbiamo organizzato la classica Reptile Days, quella dove facciamo vedere gli animali, non solo i rettili, no? Ed è una piccola fiera dove abbiamo avuto un 15% in più di presenze. E se io guardo anche adesso quello che sta succedendo nel settore turistico, tutti noi abbiamo fatto un po' di vacanze, ma tutti noi sappiamo un pochino i numeri, c'è una reazione anche della gente quasi post-Covid che vuole uscire di casa, fare qualcosa fuori di casa dopo essere stati costretti. Quindi io sono molto ottimista per le nostre fiere di autunno. Allora, ricapitolando, avrete la Fiera delle Foreste, poi Arredamont, per la quale lei ha detto esserci già tutti gli spazi occupati, se non ho capito male, espositivi, quindi una positività ancora più forte da questi dati, e dopodiché ci sarà il classico appuntamento con la Fiera del Gelato, ecco, chiamiamola così per farla capire ai nostri telespettatori. Avete delle previsioni di pubblico di visitatori che potrebbero arrivare per questi eventi storici per la Fiera di Longarone?
Allora, per quanto riguarda Fiera Foreste, intanto è la terza edizione e l'altro anno abbiamo fatto sotto Covid la seconda, quindi non fa molto testo, ma siamo riusciti anche a organizzarla l'anno passato. È la terza edizione, quindi non ha una lunga storia. L'ulteriore elemento di novità è che si tiene non a Longarone, ma a dimostrare che la Fiera di Longarone è interessata a tutto il territorio. Si tiene sul Cansiglio, anche poi perché abbiamo detto la organizziamo con Veneto Agricoltura. Quindi lì non siamo in grado di fare previsioni e poi anche comunque non potremo fare un paragone perché le condizioni sono diverse rispetto all'anno precedente. Ricordo per chi ci ascolta, è una fiera bellissima, si terrà dal 10 al 12 e poi avrà un prosieguo il 19, il 17, 18 e 19 di settembre sul Cansiglio ed è molto bella perché si vedranno proprio operativi dei mezzi meccanici di quelli grandissimi e potenti che servono per tagliare alberi, ma per far strade, per sistemare le foreste, e quindi si vedranno proprio in operazione questi grandi macchinari, ma poi ci sarà anche la gondola che abbiamo portato da Venezia, il Mussino, una barca che verrà restaurata perché vogliamo ricordare questa lunga tradizione di collaborazione e di lavoro fra Venezia e il Bellunese a ricordo di 1600 anni. Quindi il primo fine settimana è soprattutto Fiera delle Foreste Boston Nord-Est con tutto poi una serie di convegni a corollario e poi il secondo fine settimana, quello appunto del 17-19, ci saranno anche gli artigiani veneziani, verranno fatti i remi, restaurate le barche, ci sarà la presentazione di libri, ci sarà poi arte in fiera, per cui ci saranno un sacco di opere d'arte da vedere, poi ci saranno le istituzioni, le associazioni dei vari imprenditori che tutti faranno degli eventi, quindi io lo consiglio molto vivamente a coloro che vorressero andare in Cansiglio a fare un fine settimana. I 2 fine settimana sono bellissimi. A Redamont invece il 27 di ottobre durerà come di consueto per 2 fine settimana e quindi è una fiera che l'anno scorso purtroppo abbiamo dovuto rinunciare, era già tutta piena, quest'anno anche tutta piena, c'è ancora qualche spazio degli ultimi che stanno per decidere, è una fiera di grande successo, su quella sì, potremo vedere se ci sarà questo effetto reazione a Covid e secondo me ci sarà e quindi avremo un aumento di visitatori come anche per quanto riguarda gli espositori c'è una forte pressione. La fiera del gelato ci sono ancora dei punti di domanda perché è più distante nel tempo e stiamo cominciando veramente adesso a raccogliere le adesioni. È una fiera più complessa anche perché è una fiera storica che resiste da tanti anni e quindi lì, anche lì avremo dei termini di paragone. Anche in questo caso, a parer mio, ci sarà un maggiore afflusso dell'anno passato. Abbiamo solo alcune imprese che ancora non hanno deciso di partecipare. Diciamo quindi che siamo ad un'occupazione dei 3/4 degli spazi. Per il quarto restante stiamo attendendo perché sennò abbiamo delle soluzioni alternative per occupare questi spazi in modo comunque compatibile con la fiera del gelato, ma anche per guardare a un futuro di questo importantissimo prodotto che poi è un ambasciatore della cultura del Veneto, del Bellunese, di tutta Italia. Quindi sarà una grande sfida perché sarà una MIG, una mostra internazionale del gelato un po' diversa, tutta orientata anche sull'ambiente, sul risparmio nella gestione dei rifiuti, degli imballaggi, ci sarà dei macchinari, sarà una fiera molto innovativa, molto diversa. Insomma, i competitor europei che guardano con curiosità quello che accadrà nei prossimi mesi a Longarone Fiere per questi eventi fieristici che si annunciano davvero gli eventi della ripartenza del sistema fieristico bellunese e non solo. Io le auguro davvero buon lavoro naturalmente per questi impegni, ringrazio il presidente di Longarone Fiere Gianangelo Bellati e magari ci riaggiorneremo per capire, per fare un bilancio di questi eventi in programma per l'autunno. Grazie davvero Presidente, buon lavoro, a presto. Grazie a voi, mille grazie. E con anche la fotografia del mondo fieristico pronto a ripartire anche grazie al Green Pass si chiude questa nostra diretta. Naturalmente la nostra informazione torna con le edizioni serali dei nostri telegiornali, vi daremo conto di quelle che saranno le novità che emergeranno anche dal vertice in programma tra poco tra le prefetture venete per pianificare l'accoglienza dei profughi afghani in fuga dal paese in mano ai talebani. Appuntamento dunque a partire dalle 18:30 con l'edizione veneta e poi seguire quella veneziana e poi alle 19:30 tutte le notizie da Treviso e provincia. Grazie ancora per essere stati con noi e buon pomeriggio.